tutti intanto, e vi ringrazio di aver partecipato, di partecipare a questo workshop che ci vedrà impegnati questa mattinata su un tema che è un tema di grande attualità. Lo vedrete soprattutto perché porterò molti esempi tratti dalla prassi più recente legata alla protezione dei dati personali. Il tema del modo di conciliare l'attività amministrativa con il rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali è un tema molto caldo e che, come dire, è un tema che si fa sempre più attuale perché se ne interessa molto l'autorità, ma è anche un tema importante e attuale perché sempre di più gli utenti, i cittadini sono sensibilizzati sulla materia e quindi sono loro stessi magari che si fanno promotori di segnalazioni, di iniziative per sensibilizzare le amministrazioni sul rispetto della normativa sui dati personali e per, come dire, reprimere, per censurare comportamenti che non sono corretti sotto questo aspetto. Ho preparato qualche slide che spero aiuti anche un po' a seguire il filo dei ragionamenti e volevo anche dire questo, ho pensato di strutturare la mattinata in modo un po' interattivo, quindi contavo di dare qualche piccolo spunto iniziale, un piccolo inquadramento delle norme fondamentali, dei principi fondamentali che vengono in rilievo e poi volevo discutere con voi proprio alcuni casi che ho selezionato, magari cercando prima di partire dal caso, dall'esigenza, no? Cercare di vedere insieme come avremmo potuto adottare, svolgere attività amministrativa e vedere poi come invece l'ha fatto l'ente pubblico che si è trovato poi a passare sotto le forche del garante. Tutto questo, allora condivido lo schermo, credo che sia visibile, e sì, ci siamo. Due parole di presentazione, giusto per conoscerci. Appunto sono Francesco Poltran, sono avvocato e lavoro presso lo studio BMA, studio legale associato, che ha sedi a Treviso, a Conegliano e Milano e Verona. Mi occupo all'interno della struttura BMA del Dipartimento di Diritto delle Nuove Tecnologie e del Commercio Elettronico, mi occupo quindi anche di temi legati alla protezione dei dati personali, anche in ambito pubblico. Sono responsabile della protezione dei dati in alcuni enti pubblici, che ho assistito anche nel processo di adeguamento al regolamento GDPR e che assisto tuttora, insomma, in tutte le questioni che si pongono con sempre maggior frequenza in tema di protezione dei dati personali. Nel tempo libero mi occupo anche di un po' di divulgazione su questi temi. Ho fondato un magazine online, Martius, che cito sempre perché abbiamo pubblicato numerosi articoli sui temi che affronteremo in queste ore, quindi diciamo, è sempre un rinvio per approfondimenti se magari ritenete che ci siano degli aspetti meritevoli di vostra attenzione che vorrete approfondire. Ecco, magari un inizio è quello, c'è qualche pezzo anche mia firma e poi da lì ci sono i collegamenti e gli sviluppi per approfondire. Quindi oggi il tema è l'attività amministrativa e protezione dei dati personali e ho cercato di declinarla su tre aspetti fondamentali. L'aspetto dell'attività amministrativa nella fase, diciamo, dell'istruttoria, quindi dell'acquisizione dei dati, quindi attività che è preliminare all'adozione del provvedimento amministrativo, un aspetto poi legato alla redazione stessa del provvedimento amministrativo, quindi come si conciliano queste cose, redazione e anche il tema di adozione del provvedimento amministrativo, un tema che è molto caldo, il tema della pubblicazione dei documenti pubblici, documenti amministrativi, sia all'albo pretorio che nella sezione amministrazione trasparente, poi qualche aspetto più specifico sulla comunicazione dei dati e volevo vedere con voi un tema che vedo molto spesso, come dire, trattato, quello della comunicazione dei dati anagrafici, dei dati soprattutto legati alle liste elettorali. Sono sempre frequenti le richieste di rilascio di copie delle liste elettorali da parte
enti o associazioni varie, i comuni si trovano molto spesso a capire se queste richieste possono essere o meno evase. Detto questo, appunto, come dicevo, volevo fare un breve inquadramento sui principi fondamentali e anche sulle motivazioni per cui è importante cercare di conciliare attività amministrative e protezione dei dati personali. Le amministrazioni pubbliche sono delle grandi enti che trattano dati personali, sono dei grandi consumatori di dati perché la loro attività molto spesso è proprio legata a questo, acquisire dei dati, degli elementi nell'ambito delle istruttorie per adottare provvedimenti amministrativi che sostanzialmente portano poi ad attribuire ai cittadini dei diritti o attribuire dei benefici che concorrono alla tutela, per esempio, di diritti fondamentali o libertà degli interessati. Se ci muoviamo in un'ottica di ente locale, immaginate tutti i provvedimenti con i quali, per esempio, si concedono permessi amministrativi, autorizzazioni che servono ai cittadini per svolgere attività, possono essere attività produttive, possono essere attività edilizie o anche provvedimenti che servono ad assicurare i diritti che sono riconosciuti dalle leggi. Immaginiamo, per esempio, nell'ambito dei servizi sociali, tutte le azioni che possono essere prestazioni che possono essere necessarie, per esempio, per assicurare il diritto allo studio, il diritto all'esistenza di cose, capite? Ci sono appunto numerosi aspetti, numerosi diritti, aspetti fondamentali che toccano la vita di tutti i cittadini e che sono, come dire, condizionati da come l'amministrazione esercita l'attività amministrativa, che possiamo leggerla anche in ottica da privacisti come attività di trattamento di dati personali. Perché l'attività amministrativa chiaramente è un'attività di esercizio dei pubblici poteri, se leggiamo dal punto di vista dell'amministrativista, e quindi l'attività di applicazione della legge, attività quindi con la quale l'amministrazione esercita l'attività doverosa di applicazione della legge, adottando provvedimenti amministrativi che possono essere autoritativi o paritetici, ma può essere anche letta come una grande serie di trattamenti di dati personali, dove la pubblica amministrazione raccoglie dati personali sia dagli interessati, ma sempre più spesso anche da altre amministrazioni, li tratta, li utilizza. Il trattamento è un termine molto ampio, per trattamento di dati personali si intende sostanzialmente ogni uso che si fa dei dati personali, dalla semplice conservazione a attività più complesse come il raffronto, come l'incrocio, come l'elaborazione ulteriore di questi dati personali con lo scopo di adottare dei provvedimenti che sono, potremmo dire, la finalità del trattamento. E poi la pubblica amministrazione si trova molto spesso a dover svolgere attività di comunicazione di dati personali. Per comunicazione si intende appunto comunicazione, diciamo, a soggetti determinati, quindi il trasferimento, potremmo dire, di queste informazioni a soggetti determinati, come altre amministrazioni o come concessionari di pubblici servizi o come altri soggetti che magari hanno titolo per accedere ai dati conservati dalla pubblica amministrazione, o l'attività di diffusione. L'attività di diffusione consiste nella pubblicazione dei dati, quindi nel renderli accessibili a una generalità di soggetti non predeterminati. E poi c'è il grande tema della conservazione dei dati, che appunto riguarda come i dati, una volta raccolti, magari una volta che sono stati utilizzati per trattamenti, devono essere conservati, magari per finalità archivistiche, magari per esigenze di conservazione della memoria dell'attività amministrativa. Tutti questi aspetti poi hanno numerosi livelli di lettura. Oggi ci concentreremo sugli aspetti legati all'attività di trattamento, potremmo dire, sempre essere considerata, cioè come l'amministrazione deve raccogliere i dati, come li deve pubblicare, come li deve gestire.
non tratteremo, ma lo abbiamo fatto in alcuni webinar precedenti, che se avete interesse vi invito a vedere, sono registrati, sono pubblicati appunto, come si diceva poco fa, e non tratteremo dell'aspetto legato alla protezione di questi dati sotto il profilo dell'adozione di misure di sicurezza. Anche quello è un tema molto molto importante, molto attuale, considerato che anche lì le violazioni dei dati, gli attacchi rivolti a amministrazioni pubbliche, le compromissioni dei dati in cui sono protagoniste le amministrazioni pubbliche sono sempre più numerose e frequenti e hanno impatti sempre più rilevanti. Appunto, è un tema molto spinoso, soprattutto perché si lega magari anche ad attività di guerriglia o di guerra cibernetica, quindi legata un po' all'attualità anche in questo momento, e di questo non tratteremo. Va considerato che quindi nella prospettiva, diciamo, del trattamento, quindi dell'attività di trattamento collegata all'attività amministrativa, ci sono dei principi fondamentali che devono essere osservati. Questi principi sono tratti dall'articolo 5 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, il regolamento europeo 2016-679. È, come dire, la fonte base alla quale sostanzialmente sono obbligati tutti i soggetti pubblici e privati che effettuano trattamenti di dati personali all'interno del territorio europeo, sicuramente, e appunto fa il paio con altre fonti complementari, fonti nazionali, poi magari faremo qualche cenno nel proseguio, ma che sono attuative rispetto alle regole fondamentali del regolamento. In particolare i principi fondamentali che poi vedremo anche richiamati quando discuteremo dei casi che ho un po' selezionato, sono il principio di illiceità, correttezza e trasparenza, cioè il principio secondo il quale i trattamenti di dati devono avvenire in modo lecito, cioè sulla base di adeguate basi giuridiche, sulla base di quindi dei fondamenti giuridici che consentono all'amministrazione di poter effettuare questi trattamenti di dati, il principio di correttezza e il principio di trasparenza soprattutto. Quindi correttezza e trasparenza si collegano in qualche modo e sono legati al fatto che il modo in cui l'amministrazione tratta i dati, le finalità, le modalità con le quali l'amministrazione tratta i dati devono essere sempre, come dire, rese conoscibili dall'interessato. Non devono esserci dei trattamenti che avvengono con modalità non chiare, oscure o attraverso meccanismi non del tutto comprensibili dall'interessato. Questo tema può sembrare un po' labile, un po' oscuro in se stesso, ma pensiamo ad esempio al tema della trasparenza del trattamento. Oggi viene sempre più in rilievo, ad esempio, quando si tratta del trattamento di dati effettuato dall'amministrazione attraverso strumenti automatizzati o attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Quindi sono strumenti avanzati che comunque sono sempre più diffusi anche in ambito pubblico, che consentono un trattamento, diciamo, automatizzato, un trattamento da parte di strumenti tecnologici avanzati, che non è il trattamento quindi fatto meramente dall'operatore umano, dal funzionario carne ed ossa, ma che seguono delle logiche che sono magari connesse all'attività, all'operatività di algoritmi che però magari non sono sempre così chiaramente definiti o conoscibili dagli interessati. Capire le logiche attraverso le quali, ad esempio, un algoritmo di selezione c'è stato un caso molto che ha avuto molta ecco, di selezione della sede per i docenti, no? Un algoritmo che ha usato dal Ministero della Pubblica Istruzione per individuare le sedi dove collocare gli insegnanti. Ecco, capire le logiche con le quali quell'algoritmo opera è fondamentale per assicurare la trasparenza del trattamento, quindi consentire all'interessato di capire come i suoi dati vengono trattati, con che logiche vengono trattati per certe finalità anche pubbliche.
poter contestare le logiche è fondamentale, perché l'interessato deve poter sempre avere modo di dire la sua su come i suoi dati sono trattati e su come vengono utilizzati per adottare decisioni che sono molto rilevanti per la sua vita. Capire la sede di lavoro, assolutamente, non è una cosa di poco conto. Esiste poi un principio, il principio di limitazione delle finalità, che è un principio anche questo molto rilevante. Significa che i dati personali che sono raccolti per certe finalità, quindi sono raccolti per determinati scopi, dovrebbero essere trattati soltanto per quegli scopi, cioè non è consentito in linea generale utilizzare dati personali raccolti per una finalità, per uno scopo, per perseguire altre finalità diverse, senza aver informato adeguatamente l'interessato e senza avere un'adeguata base giuridica. Quindi, nella logica del regolamento, quando acquisisco dei dati, li acquisisco per scopi determinati, per finalità determinate, delle quali io ho dato notizia all'interessato attraverso l'informativa, e se voglio trattare i dati per finalità diverse, lo posso fare, ma soltanto con specifiche condizioni. Ad esempio, se ho una base giuridica che me lo consente, quindi ho un fondamento legale che mi permette di farlo, e soprattutto se ho informato l'interessato di queste nuove finalità per le quali tratterò i suoi dati. Esiste poi il principio di minimizzazione, che questo è molto molto importante, e vedremo è poi uno dei fondamenti su cui il garante adotti i propri provvedimenti. Il principio di minimizzazione significa che i dati personali raccolti per certe finalità devono essere esattamente, o trattati per certe finalità devono essere i dati strettamente indispensabili, cioè non è consentito raccogliere un numero sovrabbondante di dati rispetto alle finalità per le quali io voglio appunto acquisire certe informazioni per adottare certi provvedimenti. Quindi, se devo perseguire un determinato scopo, se voglio adottare un certo provvedimento, se voglio quindi raggiungere un certo risultato, devo raccogliere e trattare soltanto i dati che sono strettamente indispensabili a questo fine. Un altro principio fondamentale, che comunque attiene molto anche all'attività amministrativa, è il principio di esattezza, che forse è banale nel suo operare, ma il principio di esattezza significa che i dati che tratto devono essere corretti. Cioè non posso effettuare dei trattamenti e men che meno effettuare dei provvedimenti amministrativi sulla base di dati non corretti. Quindi devo sempre verificare che i dati che tratto corrispondono effettivamente alla realtà. Il principio di esattezza, come dire, è fondamentale nell'amministrazione pubblica, e direi anche che è uno di quei dati, di quei principi che sta a cavallo tra la protezione dei dati e l'attività amministrativa, cioè un provvedimento amministrativo adottato sulla base di dati corretti probabilmente è illegittimo anche sotto il profilo dell'interpretativo, è impugnabile per immaginare il travisamento dei fatti o per violazione di leggi, probabilmente, no? Perché anche per il perseguimento delle finalità sottese all'attività amministrativa è fondamentale che i dati raccolti siano esatti, le informazioni che l'amministrazione raccoglie nelle istruttorie siano corretti. Poi esistono principi della limitazione della conservazione, che in ambito pubblico è un po' difficile forse da implementare, secondo anche l'operare delle regole sull'archiviazione, sulla conservazione dei documenti, ma che prevederebbe che i dati raccolti siano appunto conservati, mantenuti negli archivi del titolare per un tempo determinato che deve essere parametrato alle esigenze del titolare. Quindi, una volta raccolti i dati, io non posso conservarli indefinitamente, dovrei già immaginare, quando li raccolgo, il tempo che mi serviranno, quanto tempo dovrò conservarli per poter raggiungere le finalità che mi sono prefisse, per le quali posso trattare quei dati. Quindi, se ho bisogno di dati per adottare un provvedimento e poi il provvedimento magari esaurisce i suoi effetti in tempo
limitato, magari non sarà necessario che io conservi tutte le informazioni che ho raccolto nell'istruttorio per un tempo indefinito. È un problema questo di bilanciare anche, no, l'attività di adempimento a questo principio, di ottemperanza a questo principio, con le regole sulla conservazione dei documenti, l'archiviazione, cioè un documento che magari non mi serve più per adottare provvedimenti amministrativi, magari può avere comunque un interesse archivistico, quindi potrei effettivamente doverlo conservare per quelle finalità, ma come seleziono i documenti che devono passare dall'archivio corrente all'archivio storico, ma andrebbero fatte le valutazioni molto, come dire, parametrate anche sul caso concreto, sulle tipologie di dati e sul loro effettivo interesse, che non sempre si riesce a fare. E poi c'è il principio di integrità e riservatezza, che un po' permea anche l'ambito delle misure di sicurezza. Quindi integrità, i dati devono essere mantenuti integri, preservati da, ad esempio, alterazioni anche accidentali, quindi dovrei assicurarmi che i dati non vengano modificati e alterati, appunto diventando quindi non corretti. Dovrei assicurarne l'esattezza, quindi assicurarmi che i dati possano essere visti, i dati possano accedere soltanto coloro che li devono leggere, che li devono vedere, che li devono trattare per il raggiungimento di certe finalità. Questi sono i principi fondamentali, ma ci sono i principi di privacy by default, cioè quando si progetta un trattamento, quando si progetta un'attività amministrativa, anche si dovrebbe tenere connesse alla protezione dei dati personali. Vedo che c'è una mano alzata. Ho messo molto la casa grande, che aveva un ritorno, se riesce magari poi a intervenire, magari mettere un auricolare per evitare ritorno. Prego. Sì, la domanda era su criterio di esattezza, poi insomma è una cosa, cioè io come tecnico talvolta accedo alla banca dati del catasto, che è appunto una banca dati diciamo pubblica, però poi ha degli obblighi di riservatezza in chi la consulta, cioè nei tecnici, se ho ben capito, ed è tipicamente una banca dati che contiene degli errori praticamente. Mi chiedevo, cioè dicevamo nell'attività amministrativa chi detiene la banca dati ha comunque diciamo questo dovere di mantenerla esatta, ma molto probabilmente anche da parte di chi la utilizza in questo caso c'è, come dire, il dovere di segnalare l'incongruenza. Cioè per esempio a me capita di vedere che la particella del mio vicino è intestata a una persona ormai defunta da tempo, no? Cioè se dovessi comunque utilizzare quel dato nell'attività professionale, tocca anche a me come utilizzatore segnalare questa inesattezza. Cioè dico, c'è anche una certa collaborazione, come dire, non solo un dovere in capo all'amministrazione, oppure, cioè insomma è un criterio interessante questo. Molto interessante, soprattutto l'applicazione in termini in ambito catastale, perché effettivamente l'attribuzione, immagino effettivamente a tanti casi, anche in montagna, anche in tante zone dove magari ci sono terreni che sono ancora intestati a persone che sono nate nell'800, quindi appunto verosimilmente non ci sono più. Effettivamente non corrisponde al principio di esattezza avere queste registrazioni. È chiaro che appunto il titolare è tenuto al principio dell'esattezza, è tenuto all'assicurare l'esattezza di questi dati, sicuramente nella misura anche in cui è in grado di farlo. È chiaro che l'Agenzia del Territorio può avere qualche difficoltà ad andare a ricercare i proprietari, c'è un dovere, certo, c'è una possibilità di collaborazione, quindi chi fruisce della banca dati può per esempio segnalare la cosa, chi è interessato, gli interessati stessi possono effettivamente, interessati stessi, quindi magari succede che l'interessato magari è morto, magari chi vuole usufruire l'immobile fa l'azione una volta che viene accertato magari l'acquisto per usufruire di quella particella, magari si può aggiornare con il dato corretto. Però certo è un aspetto molto interessante questo.
E appunto il titolare ha questo dovere. Il titolare dovrebbe appunto assicurare l'esattezza. L'esattezza chiaramente la può fare nei limiti in cui ha la possibilità di conoscere effettivamente qual è il dato corretto. Quindi si potrà, come dire, rimproverare l'Agenzia del Territorio se, avendo avuto magari una denuncia di una trascrizione magari che modifica l'intestatario di una certa particella catastale, non provvede ad aggiornare il dato, o se lo fa magari sbagliando l'intestatario, si potrà forse rimproverare molto meno il fatto che ci siano dei dati che siano verosimilmente non più esatti, ma che non sia possibile ricostruire il dato corretto sulla base delle informazioni possedute alle quali può ragionevolmente accedere. Comunque serve una ulteriore appunto dimostrazione di come appunto questi principi, che molto spesso sono, come dire, enunciabili in modo molto freddo, molto semplicistico, a volte però poi nella pratica non sono così semplici da attuare. Quindi io qui poi vi avevo rimesso tutte le diverse espressioni dei principi. Per concludere un po' questa parte teorica, appunto, nell'esercizio dell'attività amministrativa c'è sempre un problema che noto sempre più spesso, quello di appunto bilanciare le esigenze di competenza dell'istruttoria e il dovere anche dell'amministrazione di motivare i suoi provvedimenti con le esigenze di tutela dei dati personali. Cioè si pone molto spesso, sempre più spesso, un problema che l'amministrazione si pone sul fin dove posso arrivare, quali dati posso chiedere per poter adottare un provvedimento, cosa devo scrivere nel provvedimento per evitare che mi contestino che ho, come dire, utilizzato dati eccedenti il necessario. Allora, perché questi principi appunto di protezione dei dati personali si scontrano, si bilanciano con dei principi che ci riguardano la legge sul procedimento amministrativo. Appunto, l'articolo 3 della legge 241 del 90 prevede appunto il dovere di motivazione dei provvedimenti. Cioè, i provvedimenti devono, per esempio, indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, e il soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, che è peraltro un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, risponde anche a un'esigenza importante, cioè è comunque finalizzato ad assicurare che gli interessati possano conoscere le ragioni per le quali un certo provvedimento amministrativo è stato adottato nei loro confronti. Ed è fondamentale anche, per esempio, per potersi difendere, per poter impugnare i provvedimenti, quindi ricorrere al giudice. È anche fondamentale per conoscere e per avere la sicurezza anche che l'amministrazione, operando, ha rispettato i principi di imparzialità e buon andamento, che sono principi di rilevanza costituzionale. E su questo, tra l'altro, posso dire, magari nel bilanciamento si può anche tener conto del fatto che anche la legge sul procedimento amministrativo prevede, per esempio, la possibilità di fare rinvio ad altri atti nella motivazione del provvedimento, con chiaramente dei limiti, ma per esempio si dice l'articolo 3,3 della legge 241 del 90, nel caso in cui ci sia una motivazione per rinvio, per relazione, ecco che deve essere indicato e reso disponibile con le forme dell'accesso agli atti anche l'atto a cui si richiama la motivazione. Quindi, per esempio, consentire l'accesso, ma un accesso tra l'altro qualificato, quindi non un accesso indistinto da parte di chiunque, ma un accesso appunto che può essere motivato da ragioni di interesse, per conoscere magari elementi che hanno fondato la decisione dell'amministrazione, che
in che modo possono consentire di bilanciare esigenze di competenza istruttoria e esigenze di protezione dei dati personali. E credo che nel corso della giornata cercheremo di rendere più, riportare un po' una ricaduta concreta di questi principi. Quindi proprio fatta un po' questa premessa e volendo appunto cominciare un po' a entrare nel vivo, porto un caso che è un caso recente che è molto interessante proprio sul tema dell'attività istruttoria e del appunto bilanciamento tra attività istruttoria e principio di minimizzazione dei dati. E il caso è questo. Immaginiamo di trovarci di fronte a un'amministrazione comunale che decide di appunto istituire un'agevolazione, una riduzione o un'esenzione per il pagamento della sosta su aree pubbliche. Quindi magari ci sono delle classici parcheggi blu, il comune dice per certe categorie di cittadini è opportuno che il prezzo, la tariffa sia ridotto oppure che ci sia un'esenzione proprio dall'applicazione della tariffa per la sosta. Ecco che si individuano certe categorie, quindi l'amministrazione seleziona le categorie di soggetti beneficiari di questa agevolazione dicendo ad esempio si applica ai residenti nel comune, ai familiari, a coloro che magari sono proprietari non residenti o che non sono proprietari di immobili ma comunque hanno la casa in affitto, a coloro che magari vengono nel territorio del comune per lavorare, quindi sono lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori subordinati che magari non risiedono nel comune, oppure coloro che sono titolari di attività commerciali che non risiedono nel comune. Ecco, ci si pone il problema, no? Una volta che si decide di istituire questa agevolazione, chiaramente si fa una bella, la giunta probabilmente a deliberare le condizioni, ma poi ci si trova di fronte al problema. Quando viene richiesto da un interessato, da un cittadino di beneficiare di questa agevolazione, quali informazioni, quali dati devo raccogliere per istruire, diciamo, la richiesta e accertare che l'istante ha il diritto ad ottenere il beneficio e quindi rilasciargli il pass, per esempio, che attesta che ha diritto alla tariffa agevolata o che ha diritto all'esenzione. Ecco, quindi diciamo apro la discussione e immagino con voi che cosa, immaginando di essere l'ufficio che deve poi adottare questi provvedimenti, di che informazioni avrebbe bisogno? Allora, sì, la prima cosa che mi viene in mente è che il comune dovrebbe cercare di non richiedere i dati di cui è già in possesso, perché la caratteristica dei residenti e dei titolari di attività commerciali dovrebbe essere un dato già in mano del comune. Per contro, appunto, la residenza potrebbe essere, sì, non essere aggiornata e ci può essere qualche difficoltà di allinearla. E anche poi rintracciare appunto se uno effettivamente è titolare o meno di un'attività commerciale, visto che parliamo magari di attività artigianali, esercizi vicinati o grandi strutture di vendita, SRL o quant'altro, cioè potrebbe essere particolarmente oneroso per il comune andare a rintracciare, ad esempio sulla base solo del nome e cognome del codice fiscale, andare a rintracciare il documento, quindi l'autorizzazione che spesso mi pare si fa comunque con una SCIA direttamente, con una dichiarazione di inizio attività che attesta la presenza di un'attività commerciale. Per cui anche qui c'è la necessità di un bilanciamento sicuramente, un po' anche tra proprio il tempo che il comune impiega per rintracciare queste informazioni. Certo. Ma quindi, appunto, immaginiamoci anche il lavoratore, no? Arriva all'ufficio competente, qualcuno chiede, ma io lavoro qui nel comune e vorrei avere la riduzione della tariffa sulla sosta. Ecco, che informazioni chiede? Cioè,
l'amministrazione comunale, una volta che riceve questa richiesta, deve ottenere particolari documenti, cioè chiedere, non so, il contratto di lavoro, chiedere... Forse dovrebbe fare una richiesta al datore di lavoro o pretendere che il dipendente chieda una certificazione di status lavorativo in quell'azienda, nel comune. Una certificazione. C'è una certificazione. Quindi una sorta di attestazione del datore di lavoro che effettivamente la persona presta servizio. Certo, per esempio questo si può fare per i dipendenti, per i professionisti diventa anche lì più complicato, però appunto, e per i proprietari di immobili, per esempio, o i titolari di un contratto di affitto, ecco. Mi chiedo se in quel caso il comune non abbia già i dati di quel tipo di... Certo. Beh, l'Agenzia delle Entrate, perché poi c'è sicuramente anche la necessità di consultare banche dati di altre amministrazioni, perché sia per gli affitti che per la proprietà, appunto, con i problemi che dicevamo prima, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe attestare, insomma. Certo. E questo infatti è il tema. E vedete che, capite, effettivamente questo tema, il comune è già in possesso di questi dati, il comune sì, dovrebbe già possederli. Quali dati chiedere? Avete visto? Perché effettivamente è in possesso, ma magari l'ufficio che segue questo aspetto non è lo stesso che si occupa del rilascio delle autorizzazioni commerciali, che poi adesso l'ufficio del commercio che magari riceve le SCIA di apertura di strutture di vendita. C'è effettivamente un problema. Aggiungiamo un ulteriore livello di complessità, magari questa cosa non la fa l'ufficio comunale, ma la fa fare al concessionario del servizio. Il servizio di gestione dei parcheggi pubblici è quasi sempre data in gestione a società esterne, quindi magari si potrebbe dire non fai richiesta al comune, ma la fai al concessionario di turno che provvede a rilasciarti il pass. E capite, anche qui, allora un ulteriore livello di complessità. Chi rilascia il pass non è lo stesso soggetto magari che accessa le informazioni del comune. E pensare a un'autocertificazione, per esempio, per i dati riscontrabili sì, perché poi comunque c'è il rischio che l'autocertificazione resta lì, nessuno la controlla. No, io ci ragionavo anche su una questione, come dire, di scala, perché ad esempio per i comuni come il nostro, come Conegliano, magari il numero di queste domande è limitato e potrebbe essere, come dire, appurato anche dal personale del concessionario, cioè anziché chiederti tutte le carte, io mando un mio personale in negozio da te a verificare che effettivamente quello che hai dichiarato è vero, e se i numeri sono piccoli, diciamo sui 20, sulle 70 richieste, per cui nella progettazione del servizio probabilmente bisogna tenere conto anche dei numeri. Esatto. Anche questa è una cosa importante, e consideriamo che il comune del quale stiamo parlando era il comune di Formia, nel Lazio, quindi credo che non sia un comune particolarmente grande, città turistica, insomma, non penso così enorme, quindi effettivamente potrebbe anche questo aspetto, no, essere interessante, no? Quindi magari raccolgo delle certificazioni, delle autocertificazioni, delle dichiarazioni, poi vado a controllare, controllo anche a campione, in modo da verificare che effettivamente quello che mi è stato dichiarato, comunque chi autocertifica, chi fa una dichiarazione di quel tipo si assume anche poi delle responsabilità penali, quindi si presume che non lo faccia così a cuor leggero. Ecco, tutto questo per dire, ecco, che il comune in questo caso aveva invece adottato un approccio forse un po' troppo, come dire, volto ad essere sicuro che chi chiedeva le agevolazioni avesse questo titolo. Per esempio, chiedeva il contratto di lavoro, chiedeva il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per i lavoratori autonomi o i dipendenti,
i liberi professionisti. Chiedeva, per esempio, il contratto di acquisto dell'immobile. Quindi tu chiedi l'agevolazione come proprietario di un immobile nel territorio come non residente, ecco che ti chiedo il contratto, l'atto notarile di acquisto o il contratto di affitto. Oppure per il caso di agevolazione per titoli familiari di persona dotata di quei requisiti, per esempio il certificato di stato di famiglia per tutti i componenti. Quindi, diciamo, dati e documenti molto importanti, ma soprattutto vedete documenti che non contengono solo le informazioni strettamente necessarie per il rilascio del beneficio del pass per accedere al beneficio. E immaginiamo nel contratto di lavoro, se c'è, poi dopo, insomma, ma comunque quello che c'è scritto è molto di più di quello che mi serve, no? Nel lavoro ci sono anche le condizioni economiche, ci sono aspetti che non sono legati al possesso della qualifica di lavoratore subordinato che esercita la propria attività nel territorio del comune, così come il contratto di compravendita o il titolo di provenienza possono avere, come dire, molte più informazioni di quelle che sono strettamente necessarie. Quindi non vi stupirà che effettivamente qualcuno si sia risentito del fatto che il comune chiedesse tutte queste informazioni e quindi qualche cittadino, appunto, a un certo momento fa una segnalazione al garante. Il quale, ricevuta la segnalazione, fa un reclamo e istruisce il procedimento, scrive al comune di Formia e gli dice: ma senti, ma com'è che fai tutte queste cose? Ma soprattutto chi è che raccoglie i tuoi dati? Com'è che vengono trattati? E quindi si apre un procedimento nel quale viene messo sotto il faro del garante proprio il procedimento seguito dal comune per rilasciare questo tipo di benefici. E quindi si comincia, e una volta che si comincia, si va a vedere un po' per vedere tutti gli aspetti, quindi si va a vedere non solo che dati sono raccolti, chi li raccoglie, questo concessionario, ma che titolo li raccoglie, ma tu l'hai soddisfatto tutti i requisiti di legge per affidargli questo tipo di attività? E insomma si arriva a un provvedimento che evidenzia alcune criticità del modo in cui il comune aveva impostato il trattamento. Si dice, il comune dice, nel corso dell'istruttoria non ha motivato adeguatamente perché gli servivano tutte queste informazioni ai cittadini per regolare l'abbonamento della sosta, sulla tariffa agevolare, cioè perché mi serve tutto il contratto individuale di lavoro? Perché ho bisogno dello stato di famiglia completo, tra l'altro di tutti i componenti della famiglia anagrafica? E dice il garante, considerato appunto che queste informazioni, cioè che questi documenti contengono informazioni, contengono dati personali che sono ulteriori rispetto a quelli strettamente indispensabili per il rilascio del pass. E quindi dice, non hai nemmeno sensibilizzato i cittadini a oscurare, ecco, nella documentazione che producevano i dati non necessari. Quindi magari potevi chiedere certe cose, ma magari dicendo ai cittadini abili accortezza, ma evidenzia o cancella le informazioni non pertinenti. E quindi dice, effettivamente questa mancanza di necessità di queste informazioni, della raccolta di queste informazioni, il fatto che tu non abbia potuto motivare in modo adeguato le ragioni per le quali ti servivano tutte queste informazioni, porta a dire che in realtà tu hai violato il principio di minimizzazione. Oltretutto, cosa che viene confermata indirettamente anche dal fatto che a partire da quando c'è stata la contestazione, insomma, vista un po' la malapanata, il comune ha modificato i formulari, ha modificato la prassi e ha limitato l'informazione raccolta delle autocertificazioni.
quindi ha consentito ai cittadini di autocertificare il possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione, quindi raccogliendo solo i dati indispensabili. Dico anche e sottolineo il fatto che il garante non dice in astratto quelle informazioni che hai raccolto sono informazioni non necessarie, perché lo dico io. In realtà vedete che si fa sempre riferimento al fatto che è il comune stesso a non aver saputo fornire adeguata motivazione, come dire, che regge rispetto ai principi generali in materia di protezione personale, perché esiste un altro principio di cui non vi ho parlato prima, che è il principio dell'accountability, della responsabilizzazione, per cui ogni amministrazione, ogni titolare del trattamento, cioè tutti i soggetti che, come dire, costruiscono i trattamenti di dati personali, li svolgono, sono, come dire, responsabili di organizzarli in conformità al regolamento, e sono loro che, come dire, valutano la conformità al regolamento, motivano le ragioni per cui fanno certe scelte, per esempio la scelta di chiedere certe informazioni, valutando se sono effettivamente indispensabili rispetto alle finalità, e se questa motivazione è adeguata, regge in qualche modo, cioè non è totalmente astrusa, ma effettivamente si fonda su delle esigenze concrete, ragionevolmente, quindi viene motivato, un po' come dire, la discrezionalità amministrativa, in certi termini potremmo quasi equipararla un po' alla discrezionalità che ha il titolare nell'impostazione dei trattamenti, nella misura in cui riesce il titolare a motivare adeguatamente, ecco che si può contestare più di tanto la sua scelta, appunto, nella misura in cui sia conforme ai principi generali e altri principi. E quindi, una volta dato questo, non avendo saputo motivare perché gli servivano proprio quelle informazioni, ecco che il garante ha detto: tu hai raccolto più dati di quelli che ti servivano, hai violato il principio di minimizzazione. Prego, c'è una casa grande, è stata la mano, vedo. Eccomi qua. La mia domanda è, in un caso come questo, nel caso che nessun oggetto interessato faccia una richiesta al garante, e cosa succede? Vanno avanti lo stesso in questi termini? Viene confermato tutto dopo i 30 giorni? Oppure comunque è illegittima la richiesta? Non ho capito la domanda, nel senso, se non c'è nessun oggetto interessato che fa una richiesta al garante di dire: guardi, è eccessiva, che cosa succede? Tutto va avanti regolarmente? Tutto va avanti regolarmente, chiaramente, appunto, il garante interviene in due modi: o su segnalazione, quindi possono esserci delle segnalazioni o dei reclami formali presentati in base al regolamento, che quindi portano all'attenzione dell'autorità questo tipo di trattamento, quindi avvia un procedimento e quindi il garante, come dire, va a fondo e istruisce la pratica, se ravvisa una violazione, adotta poi un provvedimento, come in questo caso sanzionatorio. Può essere anche, chiaramente forse più raro, che il garante si accorga di queste cose nel corso dei controlli che vengono fatti. Il garante ogni 6 mesi predispone un piano di verifiche che tengono in considerazione alcuni aspetti fondamentali, alcuni aspetti particolari. Per esempio, possono prendere in considerazione, hanno fatto in passato la videosorveglianza, hanno preso in considerazione ad esempio trattamenti legati all'anagrafe nazionale della popolazione residente, per dire le prime cose che vengono in mente che possono riguardare enti pubblici, l'uso di certi strumenti da parte degli enti pubblici, anche un po' di riconoscimento facciale, quindi si danno un piano di controlli, scelgono dei temi caldi e poi mandano il nucleo dei finanze specializzato che va e può controllare, può disporre dei controlli degli accertamenti. È successo in passato, ecco. E se nel corso di questi controlli, che sono fatti un po' a campione, si scoprono delle irregolarità, ecco che si può intervenire che magari intervengono iniziando un procedimento e quindi giungendo alla stessa adozione di un'ordinanza di ingiunzione. Sì?
Sì, mi chiedevo, il cittadino che magari appunto non sa o non ha voglia di rivolgersi al garante può anche rivolgersi ad altre figure come per esempio appunto il Data Protection Officer, che magari quello so chi è perché il comune in genere lo nomina e lo mette, almeno il nostro, lo mette in tutte le informative. Certo, chiaramente quello rimane in casa, quindi se si segnala il garante, appunto si chiama fratellastro, no? Il grande fratello che controlla, che può anche sanzionare. Se la cosa viene segnalata al Data Protection Officer, per esempio, il Data Protection Officer può approfondire la questione e può, cercando di, come dire, di lavare i panni sporchi in casa, cioè cercare di correggere internamente il trattamento e quindi magari portare una soluzione, no? che rispetti maggiormente le norme di protezione personale, che faccia contento l'interessato, il cittadino, senza scomodare il garante. Quindi se questo avviene, chiaramente non c'è pericolo di sanzioni. Sanzioni che in questo caso, tra l'altro, non sono state così basse. Diciamo, le violazioni contestate non erano solo questa. Vi dicevo, si è andati a vedere come effettivamente venivano svolti i trattamenti e chi li svolgeva. E ci si è accorti in quel momento, lo dico adesso perché è un tema collegato, un tema che può avere rilevanza, ma appunto meriterebbe un altro webinar anche questo, ci si era accorti per esempio che il concessionario non era stato nominato responsabile del trattamento. Quindi, in base al GDPR, tutti coloro che effettuano dei trattamenti di dati per conto del titolare, tipicamente i concessionari di servizi pubblici che operano per conto dell'amministrazione, che ricevono magari i dati che li trattano per conto dell'amministrazione, sono così considerabili, sono responsabili del trattamento. E in base all'articolo 28 del Regolamento Generale per la valutazione dei dati personali, bisogna che i responsabili del trattamento siano nominati con un atto formale nel quale responsabile e titolare sostanzialmente concordano, prevedono delle misure specifiche di protezione dei dati personali. Non era stato fatto in quel caso, anche questa è una violazione delle regole del GDPR che è sanzionata. Nel caso di specie, quindi, c'erano queste criticità, quindi anzitutto non era stato fissato per esempio un termine di conservazione di tutte queste informazioni. Quindi anche lì torniamo al punto che ho accennato prima, no? Il principio di limitazione temporale. Quanto tempo devo conservare la copia del contratto individuale di lavoro dopo che ho rilasciato il passo, dato l'abbonamento a tariffa agevolata? Dovrei deciderlo prima e dovrei motivare anche perché ritengo che debba conservare quei dati per un certo periodo. Ancora, per esempio, oltre al fatto che il concessionario non è stato correttamente nominato responsabile del trattamento, non era stata neanche data un'informativa corretta agli interessati. Sapete, l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dagli articoli 13 e 14 del GDPR, appunto è un'informativa, una serie di informazioni che si devono dare per assicurare la trasparenza del trattamento. Quindi sono una serie di informazioni che si devono dare, per esempio, su chi effettua i trattamenti, sul perché, quali dati sono trattati, per che finalità, su qual è la base giuridica. Tutto questo non era stato fatto correttamente. L'informativa che veniva data era un'informativa del concessionario, ma relativa ai dati dei quali il concessionario è titolare, non dei trattamenti fatti dal concessionario in quanto responsabile del trattamento per conto del comune. E quindi, sommando tutte queste violazioni, la sanzione erogata complessiva finale è stata di 30.000 euro, che appunto non sono pochi per un comune piccolo, e quindi ha portato anche alla revisione della procedura e a quindi penso anche un certo risalto a livello comunale. Un altro aspetto qui viene in rilievo il principio di affidamento, che ho pensato di portarvi perché era un caso abbastanza interessante.
anche questo è un caso abbastanza recente perché risale a gennaio di quest'anno, è quello, ad esempio, relativo alle procedure di affidamento. Quindi l'istruttoria che si fa per l'affidamento di appalti. Quindi immaginiamo questo. Il caso era questo. C'era un'azienda sanitaria locale che doveva affidare un appalto per la fornitura di alcuni ausili medicali. Quindi è una procedura ristretta, quindi classico caso in cui si selezionano degli operatori, 5 operatori, e mando a tutti una richiesta di formulare un'offerta, formulare un preventivo. Ecco, devo acquistare degli ausili medicali. Quindi che cosa indicherò nell'invito a presentare l'offerta? Come dovrò impostare la mia richiesta? Ecco, anche qua apriamo lo spazio per il dibattito. Sì, immagino che il problema sia appunto il numero e l'individuazione dei destinatari di questi ausili che magari appunto sono persone con qualche disabilità e quindi rischio appunto di trasmettere, di comunicare, no? Dei dati rispetto ai miei assistiti, che tra l'altro sono anche dati sensibili, cioè non è solo il nome, cognome, la mail, evidentemente, e possono generare... Per cui, cioè, sì, mi aspetto che ai fini della trattativa, sì, della procedura ristretta, appunto si trattasse di calcolare il numero di ausili e il numero di chilometri da percorrere per consegnare magari questi ausili, perché in genere, almeno l'esperienza mia era che c'è la consegna a domicilio, ad esempio, di pannoloni per incontinenti oppure cateteri e altre cose, no? Per cui cioè, gli elementi minimi che consentono alla ditta di quantificare lo sforzo di questa cosa, anche perché nell'ambito della procedura di gara c'è la possibilità per l'azienda di chiedere dei chiarimenti, no? Per cui se io effettivamente comincio a dire che devi raggiungere anche la frazione di VAS che ha 100 abitanti in cui c'è un solo allettato e sanno tutti chi è, rischio di rivelare appunto una cosa, sì, un dato sensibile tra l'altro in questo caso. Ma è proprio questo il punto. Infatti, appunto, vedete, la sensibilità c'è in molti casi, in certe amministrazioni. Si vede che non c'è in tutte, perché effettivamente il problema era questo. Cioè, quando è stata mandata la richiesta, per leggerezza, poi si giustificano in vari modi, ma appunto nella richiesta di preventivo è stata mandata una lista contenente gli ordini del fornile e anche i nominativi, il comune di residenza dei pazienti e anche il nome del medico che aveva prescritto Quindi capite effettivamente un certo numero di informazioni eccedenti quello strettamente necessario, che uno si immagina siano effettivamente soltanto il tipo di presidi da fornire, gli ausili da fornire, e immagino il comune sia un dato indispensabile, no? Perché effettivamente io ho bisogno di ricevere di dire a chi deve formare le offerte: guardate che dovete portarli in questo comune, in quest'altro, e chiaramente questo può cambiare il prezzo. Ciò che non è giustificato chiaramente è mandare i nomi, perché servono, non servono, chi ha prescritto gli ausili serve. Quindi vedete, ci sono effettivamente casi in cui per leggerezza o per distrazione si manda senza valutare effettivamente la rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati personali di questi aspetti. E stavo cercando di recuperare il provvedimento, eccolo, credo che sia questo, perché la cosa interessante in questo caso era che, per esempio, la segnalazione
violazione era venuta da una delle stesse società, degli stessi operatori che erano stati interpellati per formare preventivo. Quindi in modo anche un po' poco carino, chi aveva ricevuto la richiesta di offerta aveva anche detto: ma caspita, questa lista è una lista un po' troppo dettagliata, non è che magari non furono loro stessi definire nei guai, non so, comunque hanno fatto loro la segnalazione e questo ha portato all'apertura del procedimento. Il tema è appunto, anche qua si è andati a valutare se effettivamente questa richiesta, questo insieme di informazioni fornite fossero proporzionali e si è detto no, non sono proporzionali. No, non avevo stampato questo. Comunque, appunto, e ci si è chiesti appunto qual è. Erano state anche date delle ulteriori, ecco qua l'ho trovato, scusate. Appunto, erano state fornite anche alcune come dire, giustificazioni. Per esempio, si era detto questa cosa è stata dovuta appunto a causa di un refuso di stampa e dell'enorme carico di lavoro, appunto l'enorme carico di lavoro che incombe sull'unico amministrativo che si occupa della cosa, considerato che in quel periodo era aggravato anche dall'incombenza di contributi regionali al Covid che la regione aveva deciso di erogare proprio in concomitanza con quel periodo. Si era giustificato anche con il fatto che appunto l'episodio era stato unico, per esempio c'era solo il nome e cognome degli assistiti, ma mancavano gli altri dati, diciamo, necessari per renderli più facilmente identificabili. Per esempio dicevano solo il comune, non l'indirizzo, solo il nome e cognome, ma non anche il codice fiscale, la data di nascita. Quindi dicevano loro, in realtà sì, è vero che c'è nome e cognome, ma chissà quanti Mario Rossi ci sono nel comune di Bari. Ecco. Però appunto queste non sono delle motivazioni sufficienti per giustificare la cosa. Chiaramente se la contestazione fosse stata limitata, non so, al comune, chiaramente l'amministrazione si sarebbe potuta ben difendere dicendo: scusa, chiaramente ti serve il comune per sapere dove devi portare questi elementi, ma il nome e il cognome cosa serve? Niente. E appunto su questo è stata chiaramente valutata la questione. Il garante chiaramente ha detto, sì, un altro aspetto, ecco, che magari che si collega anche a quello che dicevamo prima. L'azienda si era difesa anche dicendo che nessun utente si era mai lamentato, cioè come dire, la segnalazione proveniva da un'azienda, da un operatore economico interpellato, non proveniva dall'interessato, quindi lo dicevano, ma se non si sono lamentati gli interessati, perché dovrebbe interessare alla società che vende questo tipo di ausili? Ma tutte queste motivazioni chiaramente non sono idonee a eliminare la responsabilità dell'ente per la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali. Chiaramente i dati comunicati erano eccedenti rispetto al necessario, chiaramente tutte queste informazioni erano dati personali, appunto idonei a rivelare anche lo stato di salute di certe persone, identificabili anche se non con una esattezza, con un livello di certezza totale, comunque un buon margine di certezza. E quindi si è ritenuto appunto che in questo caso l'amministrazione avesse violato la normativa in materia e fosse quindi responsabile, e la sanzione erogata è stata anche qui abbastanza elevata. Vorrei anche portare l'attenzione su questo aspetto, cioè che la diffusione in realtà era stata una diffusione abbastanza limitata, perché non erano stati pubblicati su internet i nomi accessibili a tutti dei
dei pazienti, non era stato pubblicato un bando magari sul sito, sulla sezione amministrazione trasparente, nella quale quelle informazioni erano state rivelate un po'. Era stata appunto una richiesta fatta nell'ambito di una procedura ristretta e quindi pubblicata nel portale di procurement usato dall'amministrazione, quindi accessibile sostanzialmente solo ai soggetti, agli operatori invitati. Eppure questo non è stato ritenuto sufficiente comunque per ritenere che la violazione non fosse poco conto anche ai fini dell'erogazione della sanzione, perché comunque la cifra non è poca, insomma, considerata la violazione. Prego. Sì, immagino appunto proprio nel caso specifico che se ipoteticamente uno degli operatori avesse utilizzato i dati per altri fini, in realtà sarebbe stato anche lui il primo ad essere sanzionabile, perché ovviamente nell'ambito della procedura di gara la base dell'accesso a questi dati del trattamento era solo con la finalità di formulare l'offerta tecnica, per cui se uno comunque decide di inviare al domicilio di questi pazienti recuperati da altre fonti una proposta commerciale sulla base di questo elenco, comunque ci sarebbe stata anche una violazione da parte del privato, anche se appunto non è il tema di oggi. Però è interessante che, come dire, non è stato sufficiente questo elemento di difesa. Sì, sì. Appunto, vedete, quindi c'è comunque un'attenzione anche sotto questi aspetti. E vedete, appunto, non si parla soltanto di lamentele degli interessati, che molto spesso magari sono, come dire, persone che possono avere i 5 minuti, possono essere anche magari interessate a fare una segnalazione un po' per ripicca personale. Immaginiamo molto spesso in tanti altri provvedimenti chi segnala è l'interessato che magari ha già degli attriti con l'amministrazione o col titolare. No, ma in questo caso in realtà è interessante perché la segnalazione proveniva da una ditta quindi il soggetto interpellato. Ora non so se magari chi ha fatto la segnalazione poi era qualcuno che non ha avuto la commessa e quindi magari voleva prendersela, voleva come dire, rifarsi sull'amministrazione in questo modo, ma vedete comunque che anche soggetti che apparentemente potrebbero essere qui interessati, perché in qualche modo lavorano con l'azienda sanitaria, hanno preso questo affidamento magari per il principio di rotazione, una volta dopo capita loro, ecco, comunque fanno la segnalazione. Quindi ci si trova un po' circondati, lavorando in questo settore, un po' da delatori. Bisogna stare attenti anche per questo, perché non è qualcosa che si scopre solo se viene a controllare il garante, è qualcosa che può saltare fuori proprio se qualcuno che ha qualcosa contro di noi decide alla segnalazione e fa reclamo. Se resistete in altri 10 minuti, un quarto d'ora, poi facciamo una piccola pausa per riprenderci un po' su questa cavalcata. Volevo dire l'ultimo aspetto un po' legato a questi temi, cioè il tema della redazione dei provvedimenti amministrativi, quindi come scrivere questi provvedimenti amministrativi e come bilanciare questi dati. In realtà qui non ci sono tantissime indicazioni da parte del garante, però posso dare io qualche indicazione generale, magari ne possiamo discutere, che è questa. I provvedimenti amministrativi chiaramente hanno due aspetti. Il primo sono provvedimenti che devono contenere una motivazione quanto più possibile completa. Devono cioè soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dalla legge 241 del 90, devono dare conto dei motivi di fatto, delle ragioni di diritto che portano ad adottare un certo provvedimento. Hanno anche un altro punto delicato, che questi provvedimenti molto spesso sono soggetti a pubblicazione. Quindi molto spesso questi provvedimenti oppure sono anche magari oggetto di notifica o di comunicazione agli interessati. Quindi hanno il problema che
quello che viene scritto non rimane negli archivi dell'amministrazione, magari accessibile soltanto in base a una richiesta di accesso agli atti o in base a una richiesta di accesso civico dove posso un po' bianchettare quello che non serve, ma tendono a uscire ed essere diffusi quindi conosciuti da una generalità di persone. Ora, appunto, ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi dice bilanciamo, facciamo anche nei provvedimenti amministrativi, cerchiamo di scrivere solo quello che è strettamente necessario, utilizziamo magari anche tecniche di pseudonimizzazione, quindi magari non indichiamo per esempio il nome e cognome di chi fa una richiesta, ma magari citiamo soltanto il protocollo della richiesta, quindi i riferimenti del protocollo, magari quello accessibile, in modo tale che non si sappia, per esempio, se qualcuno chiede una prestazione socioassistenziale, chi è. C'è chi dice invece, e quindi io inserisco nel provvedimento solo i dati strettamente necessari, magari faccio riferimento, utilizzo delle sigle, utilizzo dei codici che richiamano altri documenti, evito di scrivere certe cose, inserisco quindi solo i dati strettamente necessari dove non posso riporre la pseudonimizzazione. E questo è una prima possibilità. C'è chi dice invece, in realtà magari posso inserire anche più dei dati strettamente necessari, ma posso inserire dei dati, posso inserire nomi e cognomi, farli. Il vero problema non è tanto che io scriva nel provvedimento che Tizio mi ha chiesto un contributo in considerazione dello stato magari di indigenza nel quale versa. Il vero problema è che quando io pubblico quel provvedimento all'albo pretorio, tutti sanno in quel momento che Tizio ha quel tipo di problemi. Quindi non è tanto un problema di scrittura dell'atto, è un problema di definizione di che cosa viene pubblicato. E quindi ci sono appunto diversi aspetti. Che cosa faccio? Mi limito a inserire proprio il stretto necessario dove posso, metto le sigle, oppure scrivo tutto normalmente e quando pubblico cancello le cose che non sono necessarie. Ecco, sul punto il garante, diciamo, effettivamente non ha mai detto che nella scrittura dei provvedimenti amministrativi io debba per forza utilizzare in modo rigorosissimo tecniche di pseudonimizzazione, debba sacrificare, ecco, il principio di motivazione con la protezione dei dati personali. Le sanzioni che ci sono state, per esempio, riguardavano sempre la pubblicazione di certi provvedimenti contenenti dei dati. Per esempio, in materia, ad esempio, di provvedimenti di liquidazione spese legali, di costituzione in giudizio, si era contestato il fatto che fossero pubblicati all'albo pretorio quei provvedimenti nei quali, oltre a indicare che il comune liquidava all'avvocato Tizio tot euro per la difesa del comune o che deliberava di costituirsi nel giudizio promosso da cittadino ricorrente, ecco, si era dato in modo molto come dire, approfondito conto delle fattispecie, quindi della causa, quindi perché l'avvocato aveva difeso il comune nella causa promossa dall'ex dipendente per il riconoscimento dell'invalidità mediante stato di servizio, oppure di costituirsi nel ricorso promosso dal cittadino per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione. Insomma. Quindi quello che era stato contestato era questo, che fosse stato pubblicato un provvedimento che conteneva queste informazioni, ma non il fatto in sé che il provvedimento le contenesse. Cioè, effettivamente, potremmo dire, i dati che sono necessari alla motivazione del provvedimento magari non coincidono con quelli che sono necessari a soddisfare il requisito pubblicità. Questo ha detto recentemente il garante. Cioè, dice il garante, siccome non è necessario la pubblicazione della versione integrale dell'atto per soddisfare i requisiti di pubblicità, perché rimane agli atti dell'amministrazione che l'ha formato e continua a essere accessibile da parte dei soggetti qualificati nei modi e limiti previsti dalla legge. Cioè, direbbe il garante,
se tu vuoi fare un provvedimento motivandolo, inserendo un sacco di dati che tu ritieni che siano fondamentali, no? È sempre il tema del... è un po' l'amministrazione che valuta anche che cosa è necessario per motivare il provvedimento. Tu inserisci tutti quei dati nel provvedimento perché li ritieni fondamentali, però poi quando lo pubblichi non devi pubblicarlo integrale, devi pubblicarlo però con soltanto quegli elementi che sono necessari per soddisfare le esigenze di pubblicità. Però io dico, è vero, questo è un bel principio, però presuppone una valutazione caso per caso, cioè presuppone che una volta fatto il provvedimento, sostanzialmente si vada a scriverne un altro per la pubblicazione. Allora io personalmente sarei della scuola di dire, siccome questa è un'attività in più, siccome le amministrazioni sappiamo che sono prese come sono, anche col personale e con le risorse, magari questa è una duplicazione di attività che porta, diciamo, o aumentare le possibilità di errore o a risultare nei fatti identificabili. Quindi, ecco, quello che io suggerisco sempre quando mi chiedono qualcosa sul tema è quella di, come dire, cercare all'origine, alla fonte, quando scrivo il provvedimento, di limitarlo alle informazioni strettamente necessarie, per evitare poi di dover andare successivamente a sbianchettare quello che non serve, considerando anche poi che in molti casi mi viene prospettato che il software che gestisce la pubblicazione del laboratorio gestisce anche l'archiviazione, quindi non è sempre facile creare una versione per la pubblicazione e una per l'archiviazione. Quindi, considerate insomma che ci sono anche aspetti tecnici a volte, la scuola difensiva è quella di dire cerchiamo già quando scriviamo il provvedimento di limitare i dati a quanto effettivamente necessario. Magari ricorrendo a quella possibilità che riconosce anche la legge 241 del 90 di fare rinvio a altri documenti conservati agli atti che possono essere magari oggetto di istanza di accesso, ma in quella sede io posso valutare con maggiore freddezza, ecco, chi me lo chiede, perché me lo chiede, quali informazioni magari può accedere a tutte, magari se è un interessato che potrebbe aver bisogno di quei documenti, di quegli atti per proporre un ricorso, se fa un'istanza di accesso civico magari limito e cancello le informazioni non strettamente necessarie. Con questo appunto, naturalmente, con un esercizio anche un po' equilibristico, perché chiaramente se io faccio una motivazione nell'ambito il motivo per relazione, devo comunque assicurare che sia comprensibile quantomeno l'assetto essenziale dell'impianto motivatorio, che poi non mi contestino che in realtà ho fatto un provvedimento totalmente immotivato perché criticamente, come dire, richiamante a altri atti e provvedimenti. Bene, non so se su questo avete anche voi preso in considerazione tratta dalla vostra esperienza. Mi chiedo se è sempre chiaro qual è il perimetro dei dati personali praticamente, perché, cioè, ad esempio, sto pensando ad un provvedimento del nostro comune di costituzione in giudizio per un abuso edilizio che correttamente è pubblicato con gli omissis senza la possibilità di verificare dove questa piscina è stata costruita, insomma, no? Stavo pensando che se però, come dire, l'abuso fosse stato fatto da un immobiliare, per esempio, sarebbe utile sapere qual è l'immobile che ha questo ricorso pendente per l'acquirente, ad esempio, no? Cioè, per cui magari non il nome dell'immobiliare, ma l'indirizzo, come dire, se fosse un immobile sul mercato, potrebbe essere utile, per cui c'è così l'impressione che magari delle volte si diventa anche troppo, proprio per la paura anche di sanzioni, no? Si diventa anche troppo riservati al punto che la pubblicazione del provvedimento non dice quasi niente, oppure magari ci sono dei provvedimenti che approvano un atto allegato e l'atto allegato non viene pubblicato perché appunto contiene dei nomi, cognomi o indirizzi o elementi, però a quel punto, come dire, a me consultare il provvedimento che approva una cosa che non posso consultare, cioè, per esempio le graduatorie dei concorsi pubblici a volte vengono pubblicati con nome e cognome, a volte con
con il numero della domanda, no? A me è capitato sì di svolgere alcuni concorsi e non avrei nulla da eccepire se nell'ambito di una procedura richiede poi comunque una certa pubblicità, la graduatoria finale è pubblicata, anche perché va, come dire, nel mio interesse, perché un altro ente potrebbe pescare da quella graduatoria praticamente, no? No, certo, ma infatti poi quello è il tema, no? A cosa serve la pubblicazione? Perché effettivamente a cosa serve conoscere quel che è il provvedimento, per che finalità? Perché effettivamente no, l'esempio che faceva della piscina, sì, è vero che potrebbe avere un interesse strettamente generale, no? Il fatto che chi fosse interessato alla questione di un immobile venisse a conoscenza di questa criticità dell'immobile stesso, però effettivamente uno dovrebbe chiedersi, ma la pubblicazione all'albo pretorio è fatta anche con questa finalità, cioè quella di far conoscere alla gente le possibili criticità dell'immobile, e magari se questo potrebbe essere ad esempio oggetto di un accesso agli atti, o anche appunto la pubblicazione delle graduatorie, o di altre cose. Certo, dobbiamo considerare che non è che questo mi preclude, cioè non è che il fatto che io pubblico limitando i dati pubblicati sia di per sé impeditivo della possibilità di prenderne conoscenza, no? Cioè, io dovrei con la pubblicazione sapere che esiste un certo provvedimento, sapere che è stato fatto quel concorso, è pubblicata una certa graduatoria, poi se ho magari un interesse qualificato, posso fare accesso agli atti. Se ho un interesse magari diffuso, voglio fare una richiesta di accesso civico, posso, ma a quel punto magari ho saputo che è stato pubblicato, che si è concluso il concorso, voglio accesso come dire, semplice cittadino, posso farlo, chiaramente in quel modo c'è il controllo comunque di dove le informazioni vengono comunicate, no? Perché se pubblico su internet, potenzialmente queste vanno e non so dove vanno a finire. Se io ho questa sorta di barriera, per cui dico che esiste questo documento e ipoteticamente chi è interessato può chiedermelo, in qualche modo realizza un po' un bilanciamento, e quindi, come dice il garante stesso, no? La finalità della pubblicazione è quella di portare i cittadini a conoscenza che un certo provvedimento è stato adottato, ma il fatto che io magari li riduca le informazioni oggetto di pubblicazione, perché magari sono dati personali, magari non sono strettamente funzionali alla finalità che persegue la pubblicazione all'albo pretorio, non mi preclude la possibilità di fare una richiesta di accesso. Chiaramente questo porta a un aggravio nei confronti dell'amministrazione stessa, che a quel punto, mentre prima poteva dire vai a prenderti su internet il provvedimento, è tutto pubblicato, adesso deve gestire anche le richieste di accesso. E questo certo è un problema che è reso quanto più importante quanto più le amministrazioni non hanno risorse umane adeguate. Però diciamo appunto, qui un po' si scontra il piano del diritto, dei grandi principi, con poi i problemi operativi e pratici. Ecco, se volete adesso appunto io farei una piccola pausa anche per recuperare un po' la voce prima di riprendere una seconda parte. Magari ci vediamo qui tra almeno un quarto alle 11, in modo che abbiamo anche voi modo di prendere un caffè e riposare un po', e sedimentare un po' tutte queste informazioni. Bene, grazie. Va bene, grazie. Allora, appunto, quindi riprendiamo e volevo quindi affrontare adesso un altro tema che è legato appunto alla diffusione dei dati e alla trasparenza, cioè un altro aspetto che si collega un po' in questa serie che abbiamo visto, siamo partiti dall'istruttoria, siamo passati per
l'adozione del provvedimento, normalmente poi c'è il tema della diffusione di questi dati, della trasparenza, della pubblicazione degli atti negli albi delle amministrazioni. E anche questo è un tema estremamente delicato, perché abbiamo visto già un po' parlando della redazione, esiste chiaramente un principio generale che prevede la pubblicazione degli atti dell'amministrazione. Pubblicazione che è obbligatoria, tra l'altro, per un periodo predefinito dalla legge, immaginiamo 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio, e che ha una finalità di interesse pubblico, perché cioè ha lo scopo di mettere a conoscenza la cittadinanza del fatto che è stato adottato un certo provvedimento, cosa che può essere necessaria se si tratta di un provvedimento a carattere generale, chiaramente per poterne prendere conoscenza legale, quindi per poter poi essere messi in condizioni di ottemperare a quel provvedimento, ma anche quando non si tratta di un provvedimento a carattere generale, ma si tratta di un provvedimento che ha dei destinatari determinati, comunque sia c'è un interesse pubblico alla conoscenza dell'esistenza quantomeno di questi provvedimenti, per assicurare anche la possibilità ad eventuali controinteressati di adottare le iniziative necessarie a tutelare i loro diritti o interessi legittimi. Quindi si tratta di un elemento, di un atto che ha una sua rilevanza a carattere generale. Questa esigenza, come dire, oggi viene messa sempre più in contrapposizione con l'altra esigenza, cioè quella derivante dal regolamento sulla protezione dei dati personali, derivante dal GDPR, di assicurare comunque la protezione dei dati personali e quindi fare in modo che la pubblicazione avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione. Quindi abbiamo quindi questo problema, ecco, questo problema, quindi bilanciare questi due obiettivi. Oltretutto la trasparenza può servire anche per assicurare, come dire, quel sindacato diffuso nell'attività amministrativa, che è comunque un elemento fondamentale anche per garantire la partecipazione dei cittadini alla vita, all'amministrazione, a concorrere all'amministrazione della cosa pubblica e anche a poter esercitare in modo consapevole, ad esempio, il loro diritto di voto. No? Conoscere quello che viene fatto dall'amministrazione, conoscere certe informazioni è fondamentale anche per poter, come dire, comprendere come l'amministrazione ha lavorato e quindi capire, quando si va a elezioni, se merita fiducia o se invece è opportuno scegliere altre proposte politiche, amministrative. E quindi, capite, i valori non sono valori proprio così irrilevanti. Ora, quindi, diciamo, abbiamo parlato di pubblicazione e abbiamo parlato di pubblicazione di provvedimenti. C'è però anche un insieme di atti a carattere generale che hanno un loro interesse proprio come interesse, diciamo, in quanto collegati all'esercizio, ad esempio, del sindacato politico amministrativo dei consiglieri, che è comunque funzionale anche a, come dire, garantire il dibattito all'interno dell'amministrazione e quindi permettere anche la conoscenza da parte della cittadinanza di quello che viene fatto. Quindi questo è un problema che si pone soprattutto per quegli enti pubblici che hanno, come dire, poi, assemblee elettive, meno per quegli enti pubblici che non ce le hanno, ma comunque credo che sia anche questo un aspetto interessante, capire effettivamente come questi principi si bilanciano tra pubblicazione e tutela dei dati personali, anche con riferimento a questi atti di indagine di sindacato che vengono compiuti dai consiglieri, che poi hanno un loro interesse generale. E questo lo faccio perché effettivamente c'è stato un provvedimento recente del Garante che ha proprio riguardato questo tema. Allora, magari volevo vedere con voi un po' il caso in termini astratti e poi magari discutere un attimo
come ci si sarebbe dovuti comportare per poi vedere quello che è stato deciso dal collegio. Il caso era molto particolare. Ci troviamo in una regione, quindi un consigliere regionale aveva presentato alla giunta regionale un'interrogazione che poi è stata a cui ha avuto risposta scritta, che era relativa a una vicenda nella quale erano coinvolte delle persone fisiche. In particolare, sostanzialmente, l'interrogazione riguardava compensi e indennità ricevute da persone fisiche dipendenti di un consorzio, un certo consorzio, e il consigliere chiedeva conto alla giunta regionale di come appunto queste indennità erano state erogate e di come mai magari la regione non avesse adottato particolari accorgimenti o avesse adottato, diciamo, dei provvedimenti nei confronti di questo pubblico. E nella risposta che dà la giunta regionale vengono effettivamente riprese e indicate le indennità e i compensi ricevuti da queste persone da parte dipendenti di questo consorzio, ma sostanzialmente la risposta è in realtà la regione non ha poteri di sindacato, diciamo, non esercita un controllo su quell'ente pubblico, non può sindacare come spende i soldi e quindi, come dire, la giunta regionale nulla poteva in relazione a questo fatto. Si pone il problema quindi, questa risposta scritta, che, come dire, è stata data al consigliere, della quale si è dato conto nel verbale di seduta del Consiglio regionale successivo all'invio, può essere pubblicata. E se può essere pubblicata, con che accorgimenti? Il problema, capite, si tratta di un atto di sindacato ispettivo, sindacato politico amministrativo di un consigliere che pone una questione che effettivamente può avere un interesse generale. È una risposta che però contiene delle informazioni relative a delle persone fisiche. E allora, erano necessarie queste informazioni? Si poteva pubblicare la risposta? Sì. Dovevano ritenere prevalenti gli interessi di protezione delle persone fisiche? Avete qualche idea rispetto a questo punto? Si può dire che prevale l'interesse generale? Ma, cioè, a me viene in mente, se comunque era un altro ente pubblico, di valutare se non fossero informazioni già, come dire, obbligo, sì, di cui era dovuta la pubblicazione, perché alcuni compensi, almeno per amministratori, dirigenti, comunque mi sembra siano già soggetti a pubblicazione obbligatoria, anche se poi questo avrebbe allungato un pochino la cosa, insomma. Cioè è sempre il perimetro, come dire, del dato personale protetto dalla legge, cioè se è il compenso e l'indennità di un dirigente, può essere che questo sia già soggetto, come dire, a una qualche forma di pubblicità. Certo. Sì, sicuramente questo è un aspetto. Lì stavo vedendo nella parte di fatto, mi pare che si riferisse essenzialmente come dipendenti, non dava una qualificazione specifica. Il diritto, stavo vedendo, no, si parla generalmente di loro come dei dipendenti. Certo, questo è un tema, effettivamente sono dati già pubblici, magari, quindi non li considero particolarmente protetti, vero? Potrei obiettare, è vero che se io sono dipendente del consorzio per la tutela della Valle d'Aosta,
qualche consorzio particolare montano della Val d'Aosta magari è meno conosciuto dai giornalisti, è meno conosciuto dal pubblico rispetto al Consiglio regionale. Quindi un conto magari è che i miei compensi siano pubblicati sul sito del consorzio, che già conoscono in pochi magari, e che magari ancora meno hanno interesse ad andare a vedere cosa c'è nell'albo amministrazione trasparente. Un altro conto invece che nel verbale della seduta vada pubblicata, vada allegata la risposta all'interrogazione, che magari è più del Consiglio regionale, quindi magari è più facile che un giornalista vada a scartabellarsi il verbale, vada a leggersi la documentazione, e poi magari la documentazione tira fuori le risposte all'interrogazione e dice: questo è materiale per un articolo, e mi fa un articolo, no? Quindi è vero, certo, dato può essere già pubblico, ma essere pubblicato su certi canali non è proprio così equivalente all'essere pubblicato su altri. Quindi il rilancio magari non è che sia così irrilevante. Non so se per voi può avere una rilevanza questo aspetto che avevo indicato nella parte in fatto, cioè alla fine la risposta della regione però è: io non sono titolato a esprimere cioè non ho nessun potere nei confronti di questo ente. Sì, prego. Forse in questo caso la regione non ci fa una bella figura a dare una risposta così, quindi potrebbe anche dimostrare una inadeguatezza. Sì, certo. No, politicamente magari sì, poi non so come funzionino nella Valle d'Aosta questi ordinamenti, che tipo di consorzio fosse, perché il provvedimento del garante appunto rispetta il principio di minimizzazione, quindi non ci dà troppe informazioni. Non so se effettivamente il consorzio fosse magari regolato da una legge non regionale, quindi fosse magari sottoposto, fosse un consorzio autonomo, non so come fosse la cosa in fatto. Sta di fatto che la regione dice questo, però dice, adesso trovo le parole testuali, sostanzialmente dice che non avevano competenza nel merito. A valutare come quel consorzio spendeva i suoi soldi e come venivano dati quei compensi e quelle indennità. Quindi in teoria avrebbe potuto anche, diciamo, evitare di rispondere, cioè nel senso evitare di approfondire il caso nel merito e rinviare il consigliere a interrogare, come dire, il consorzio o l'organismo di vigilanza di quel consorzio, o appunto sì, a seguire altre strade per rispondere. Sì, per esempio, appunto, questo è effettivamente, stavo cercando di vedere, eccolo qua, diceva appunto, la regione, ecco la risposta è: la regione non esercita un controllo di merito sull'uso corretto delle risorse. Infatti in capo al consorzio non sussiste alcun obbligo di rendicontazione della regione, assegnato l'onere di approvare i documenti contabili. I fondi assegnati sono nella disponibilità del consorzio, che ha autonomia decisionale in merito, salvo il controllo esercitato dagli enti che vi partecipano. Quindi questa è se fosse un consorzio comunale. Quindi appunto questa è la cosa. E questo aspetto, per esempio, è stato ritenuto, come dire, interessante dal garante, perché ha detto nella risposta: è vero che c'è un interesse pubblico, magari anche alla pubblicazione delle risposte alle interrogazioni, cioè è chiaro che questo tipo di atti comunque vanno pubblicati, devono essere conoscibili
perché sono sicuramente legati anche all'esercizio dei poteri della partecipazione democratica, ma appunto si dice anche in questi casi non c'è un automatismo tra il documento e, come dire, la pubblicazione. Cioè, non è che perché i lavori consigliari devono essere pubblici, allora io posso pubblicare indistintamente tutto quello che viene discusso o approvato dalla regione, dove ci sono esigenze di protezione per favore di minimizzazione. E quindi nel caso di specie il garante ribadisce questo principio e dice appunto bisogna selezionare i dati personali da inserire nei documenti che vengono pubblicati e verificare caso per caso se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni laddove non risultino necessarie per il raggiungimento delle finalità del trattamento. E quindi dice proprio in questo caso effettivamente la regione aveva risposto che lei non aveva nessuna competenza a sindacare le attribuzioni delle risorse, come il consorzio spendeva le risorse. Quindi, come dire, il Consiglio regionale avrebbe dovuto ritenere che nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, quindi per le finalità anche per le quali la risposta all'interpretazione era stata applicata, non fosse proprio necessario pubblicare tutto, no, perché la regione non era competente in quelle questioni, quindi che senso ha che si pubblichino i dati degli emolumenti percepiti da persone che sono dipendenti di un consorzio, poi la regione non ha nessun potere. Ecco. E su questo appunto, questo aspetto è stato ritenuto, come dire, il punto sul quale la regione non aveva adeguatamente ottemperato il principio di minimizzazione. Quindi probabilmente se si fosse limitata a oscurare la parte relativa alle persone interessate, avesse spiegato la risposta con quelle limitazioni, ecco, nessuno avrebbe potuto contestare perché. E invece, avendo la regione invece provveduto a pubblicare integralmente la risposta all'interrogazione, ecco che è stata ritenuta sul sito una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, appunto per violazione anche del principio di minimizzazione. E quindi in questo caso, tra l'altro, comunque il garante è stato particolarmente mite, probabilmente considerando anche che il caso era un caso molto specifico, anche la questione molto particolare, quindi la sanzione è stata limitata quasi simbolicamente a 1.000 euro, che per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta probabilmente sono una gran cifra. Vedete anche c'è una certa discrezionalità, comunque io dico le cifre per far vedere anche un po' la discrezionalità che c'è da parte del garante, che può apprezzare un po' tutte le circostanze del caso e valutare quindi qual è effettivamente la sanzione che merita, no? In relazione anche alla violazione, alla gravità della violazione, al tipo di dati che sono stati trattati illecitamente, alle conseguenze che sono state determinate da questo trattamento illecito. E quindi in questo caso immagino anche per la novità della questione, per il fatto che comunque, magari anche per il fatto che i componenti del consorzio magari avevano già dei dati, i loro dati erano magari già pubblicati sul portale amministrazione trasparente del consorzio stesso, ecco, magari ha ritenuto che la violazione non fosse poi così grave, però capite, ha comunque ritenuto che fosse un trattamento illecito. Quindi vedete anche in tema di pubblicazione, anche quando si ritiene comunque funzionale a un motivo di interesse pubblico, anche quando si ritiene doveroso in base a norme di legge, quindi quando sussiste una base giuridica che consente questi trattamenti, c'è comunque la necessità di bilanciarli con le esigenze di protezione dei dati personali e quindi limitare i dati oggetto della pubblicazione. Quindi
questo credo di averlo affrontato anche sì, quella prima parte di questa slide. Un altro tema è quello legato al tempo di pubblicazione, che appunto si può dire esiste un bilanciamento, quindi esiste una base giuridica che mi consente di effettuare un certo trattamento, esiste una base giuridica che mi consente di, per esempio, di pubblicare i dati, gli atti amministrativi all'albo pretorio, atti amministrativi che contengono dati personali, ma la legge mi consente di farlo per un certo periodo, perché la legge prevede che, ad esempio, la pubblicazione sia limitata a 15 giorni. Oltre il 15° giorno, in realtà la pubblicazione non è più necessaria in base alla legge, quindi viene meno la base giuridica che mi consente di effettuare quel trattamento. E da qui esiste poi un grandissimo filone appunto di provvedimenti del garante che ha sanzionato amministrazioni di vario genere proprio perché avevano mantenuto nel loro albo pretorio anche provvedimenti amministrativi che avevano, come dire, per oggetto, come dire, contenevano dati personali che la cui pubblicazione non era più giustificata, con un'ulteriore complicazione, in questo caso, no, che bisogna trovare poi un giusto equilibrio, no? Quindi certo è vero che molti atti amministrativi magari che hanno degli effetti limitati può non aver senso continuare a pubblicarli. Ci sono altre delibere magari che potrebbero effettivamente avere un interesse, considerare un interesse alla pubblicazione. E allora certo sarebbe l'ideale che le amministrazioni selezionassero le deliberazioni che possono essere pubblicate, che possono essere pubblicate anche oltre il termine di pubblicazione, rispetto a quelle che non possono esserlo. Però questo, diciamo, molto spesso è a chiedere troppo alle amministrazioni, che invece a quel punto si limitano a configurare i loro sistemi e dicono dopo 15 giorni tutto sparisce e quindi bisogna andare effettivamente a fare una richiesta se vogliamo avere accesso a certi documenti. La cosa sicuramente rende meno agevole anche la vita per gli operatori. Io parlo da avvocato, si occupa di questioni di diritto amministrativo e quindi magari spesse volte deve fare delle ricerche sulle delibere adottate da comuni o altri enti. Ecco, il fatto che gli albi pretori abbiano delle funzioni che limitano la pubblicazione di certe delibere, e quindi resti più difficile recuperare quelli più risalenti, costringendo appunto a fare le richieste, chiaramente rende meno agevole la vita per chi lavora, ma questo chiaramente è funzionale al rispetto di esigenze di tutela dei dati personali e sicuramente in molti casi può essere effettivamente un bene che certe delibere non vengano conservate pubbliche oltre un certo termine, perché magari contengono delle informazioni delicate, soprattutto quelle più risalenti, magari quelle fatte negli anni passati dove non c'era questa sensibilità, magari non sono costruite per rispettare i principi di minimizzazione, no? Ancor meno di quelli di oggi, e quindi c'è il rischio che, rimanendo pubbliche, portino a diffusione di dati personali anche delicati. E in questo, appunto il garante si è pronunciato più volte. Vi faccio qualche esempio, giusto per essere più concreto. Per esempio, un recente provvedimento, un provvedimento del 16 settembre 2021, che era proprio non relativo a un comune, ma relativo a una ASL. In quel caso, appunto, quello che veniva contestato era che a distanza di anni fosse ancora pubblicato sull'albo dell'amministrazione una deliberazione del loro commissario straordinario del 2015, provvedimento del 2021, quindi stiamo parlando di oltre 6 anni, che appunto riguardava la cancellazione dagli elenchi di medicina generale del dottor X per recesso dal marzo 2015
e tale deliberazione riportava nell'oggetto e nel testo dati e informazioni personali riguardanti il predetto dottore, le relative dimissioni dall'incarico di medicina generale, nonché in allegato la nota integrale inviata dal medesimo dottore all'azienda sanitaria con ulteriori riferimenti particolarizzati ai propri problemi di salute e al rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria. Quindi vedete, appunto, una delibera che non solo si limitava a fare riferimento a un documento particolarmente delicato perché conteneva dati molto particolari sulla salute dell'interessato, ma che addirittura la allegava, quindi dava diffusione non soltanto al fatto che c'era stato un provvedimento fondato su questi motivi di salute dell'interessato, ma addirittura pubblicava la lettera. Quindi vedete effettivamente un trattamento oltretutto prolungato oltremodo, perché 6 anni di pubblicazione non era giustificata rispetto alla tipologia di provvedimento. Quindi c'è sempre una necessità di valutare attentamente, quindi appunto c'è sempre la necessità, come dicevamo anche prima, di bilanciare adeguatamente la necessità di garantire la trasparenza, garantire quindi che i cittadini siano in grado di capire cosa sta facendo l'amministrazione, che appunto è comunque funzionale anche alla tutela di valori costituzionalmente garantiti, ma d'altra parte oggi diventano molto importanti anche le esigenze di protezione dei dati personali. Questo lo avviene perché, diciamo, il mezzo tecnologico è particolarmente potente, no? E quindi conservare, cioè, il fatto che si limiti la pubblicazione limita anche appunto la presenza sulla rete di informazioni personali che continuassero ad accumularsi consentirebbe insomma a chiunque di venire a conoscenza di moltissime informazioni legate a una persona, anche delicate, magari anche che possono essere utilizzate a distanza di anni contro interessati. Io, ad esempio, altri casi che ho avuto modo di vedere anche più da vicino riguardavano per esempio la contestazione del mantenimento della pubblicazione anche a distanza di anni di delibere che per esempio riguardavano l'assegnazione di spazi elettorali. Allora, anche in quel caso le delibere appunto avevano i soliti allegati che avevano nome, cognome, codice fiscale di chi chiedeva gli spazi elettorali per le affissioni in campagna elettorale come rappresentante di una lista, ed ecco che in quel modo era associata comunque abbastanza certamente la persona alla sua appartenenza politica. Capite che se poi questo dato rimane sulla rete per troppo tempo, magari a distanza di 10 anni, qualcuno potrebbe aver avuto modo di cambiare idee politiche, ma appunto rimaneva quindi nella rete questa informazione sul fatto che in passato aveva appoggiato invece una diversa lista, e magari questa informazione la persona non vuole che rimanga così conoscibile. E questo appunto per dire che è un tema questo che è sempre più attuale, e vedete però porto provvedimenti, come dire, la testimonianza del fatto che c'è effettivamente un grande interesse per la materia. Ugualmente posso dire che la trasparenza chiaramente va valutata anche in relazione agli obblighi di trasparenza dell'ente. Per esempio, c'è stato un caso l'estate scorsa nel quale la regione Lombardia è stata sanzionata perché aveva istituito un po' di sua spontanea volontà una sorta di elenco online, consultabile online, degli elenchi di beneficiari di prestazioni assistenziali, appunto nel quale inseriva praticamente il nome di tutti coloro che avevano beneficiato di prestazioni assistenziali. Non bastava che mettesse il codice fiscale e vedeva vita, morte e miracolo della persona. E questa scelta era stata motivata da ragioni di trasparenza.
ragioni di quindi consentire, no, di valutare, no, la persona se effettivamente aveva o meno titolo, ma anche qui la trasparenza può essere, come dire, letta anche come una sorta di possibilità poi di sindacato della singola persona, cioè la trasparenza riguarda l'agire amministrativo. Allora il fatto che io erogo dei contributi e li erogo per una certa finalità a certe persone, ma come dire, ricostruire quante prestazioni assistenziali ha ricevuto una certa persona è una cosa che veramente ha un interesse pubblico e soprattutto si può immaginare che questa cosa possa essere fatta utilizzando informazioni diffuse, consultabili pubblicamente. Cioè se io voglio fare l'inchiesta giornalistica su, come dire, i benefici, come dire, di cui gode un personaggio di un certo rilievo, magari posso provare a fare io un'indagine, andare a ricercare, fare delle istanze appunto puntualmente motivate, ma il pubblicare distintamente, quindi consentire a chiunque di prendere conoscenza delle prestazioni di cui beneficia una persona comunissima, può esporla a una violazione della propria riservatezza. E comunque, a prescindere dal fatto che gli avessi titolo o meno, cosa che probabilmente il titolo c'è nel 90% dei casi, si inferisce, si può, come dire, inferisce dal fatto che una persona sia titolare di una certa prestazione assistenziale, si riferisce per esempio che abbia particolari problemi, per esempio di salute, o che versi in una condizione economica di un certo tipo. E su questo bisogna dire c'è stato però un intervento legislativo recente che ha modificato in parte il codice della protezione di personale. Con i decreti di semplificazioni di novembre 2021 sono stati modificati alcuni articoli relativi alla comunicazione di dati tra enti pubblici e alla diffusione di dati, con anche al trattamento di dati per motivi di interesse pubblico. Come dire, forse la grande serie di provvedimenti che sono cominciati a essere emessi nei confronti di enti pubblici ha portato forse il legislatore a dire forse l'amministrazione non è del tutto pronta prima di trovarsi, diciamo, di fronte a debiti e debiti fuori bilancio per pagare sanzioni del garante, ha provato un po' a mettere una pezza non necessariamente con le finalità educative della pubblica amministrazione, che forse un po' si è sentita quindi, come dire, dotato di una patente di immunità rispetto a questi temi, ma hanno comunque ampliato un po' alcuni aspetti. Una cosa interessante, per esempio, in relazione alla diffusione dei dati, è quella che è stato inserito questo articolo 2-ter, questo modificato articolo 2-ter,3 del codice di protezione dei dati personali, e è stato formulato in questi termini. La diffusione e la comunicazione di dati personali trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste da una norma di legge o di regolamento o da atto amministrativo generale o se necessarie per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio dei pubblici poteri. Quindi la legge oggi consente, come dire, una diffusione di dati personali a beneficio di soggetti appunto che intendono trattarli per altre finalità, quindi, come dire, la possibilità di diffondere dati personali perché siano trattati per finalità diverse da quelli per cui sono stati raccolti, dati personali detenuti dalle pubbliche amministrazioni, appunto, non soltanto se vi è una base giuridica appunto consistente in una norma di legge, di regolamento o un atto amministrativo generale, ma anche se necessario appunto per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse, in questo modo molto vaga la cosa, o per l'esercizio dei pubblici poteri, quindi dando comunque un margine di sindacato
all'amministrazione, con una limitazione, cioè si dice comunque sia, in questi casi, se non c'è una base giuridica puntuale, un regolamento che mi consente di farlo, una norma di legge che mi consente di farlo, ecco, c'è comunque l'obbligo di dare una notifica preventiva al garante, in modo tale che in qualche modo la gente si senta un po', come dire, in dovere di valutare effettivamente se ci sono tutti i presupposti prima di autodenunciarsi al garante. C'era però un altro aspetto interessante, la diffusione dei dati e anche la comunicazione di certi elementi, certi dati personali, anche per finalità che potremmo dire di essere di pubblico interesse, come ad esempio l'informazione, quindi l'informazione relativamente a aspetti, casi di particolare interesse pubblico. E anche questo è un provvedimento recente che ha le sue particolarità, sul quale appunto volevo magari scambiare con voi qualche punto di vista. Il caso è questo. C'era stato qualche anno fa uno scandalo in un ospedale, un presidio ospedaliero, nel quale erano emersi i soliti servizi di inchiesta, per cui erano state scoperte che un reparto ospedaliero era infestato dalle formiche e che appunto, diciamo, certi servizi anche relativi a queste cose sono stati affidati in somma urgenza, senza particolari procedure di evidenza pubblica, soggetti un po' legati al funzionario che dava gli affidamenti. Ecco, questo era stato un caso appunto di rilevanza nazionale, all'esito del quale l'azienda sanitaria aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti responsabili del reparto, no? E il procedimento a questo punto si conclude con l'erogazione di sanzioni disciplinari. Si tratta appunto di un caso che ha avuto un certo risalto anche sui media, perché gli stessi interessati avevano rilasciato delle interviste, delle dichiarazioni che erano state riprese da alcuni quotidiani, quindi di tiratura nazionale. Ecco, a questo punto, come dire, viene adottato il provvedimento disciplinare che sospende i dipendenti senza stipendio e ci si chiede appunto, l'amministrazione dice: vorrei dare notizia di questa cosa, vorrei quindi fare un comunicato stampa per far vedere che insomma non siamo rimasti, come dire, inerti, non abbiamo insabbiato tutto, le cose sono andate avanti e abbiamo adottato certi provvedimenti. E quindi se ne vorrebbe dare notizie. Il problema è come dare notizie, che cosa dire alla gente. Se voi dovreste, come dire, scrivere questo comunicato stampa, no? E pubblicarlo, cosa scrivereste? Vi limitereste a dare una notizia un po' succinta, come dire, in relazione allo scandalo avvenuto nel 2018, l'azienda sanitaria ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che si sono conclusi con l'erogazione di sanzioni disciplinari, oppure direste: abbiamo avviato il procedimento disciplinare nei confronti di Tizio e di Caio che sono conclusi con l'erogazione di sanzioni disciplinari consistenti nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio. Come vostra sensibilità? La seconda, evitando però nomi e cognomi. Sì, anch'io mi limiterei a spiegare dal punto di vista dell'interesse dell'amministrazione, cioè quanti sono i dipendenti interessati dal provvedimento e sì, quali posizioni
ricoprivano, insomma, cioè, poi molto probabilmente per diritto di cronaca questi nomi sono già noti. Se io dico comunque il primario del reparto di ortopedia, molto probabilmente questo nome è già noto all'opinione pubblica, però, come dire, io come amministrazione vado a colpire la funzione, non la persona in sé. Sì, questo effettivamente è, come dire, un aspetto, come dire, effettivamente di buon senso, no? Però, diciamo, in realtà nel caso di specie non era successo così, come dire, si era voluto un po' esagerare, appunto, si erano pubblicati nomi e cognomi di tutti i dipendenti e c'era data la notizia della sanzione irrogata. Ecco, appunto, quello che era stato contestato era appunto questo, cioè un conto è dare una notizia, comunicazione di una notizia comunque di pubblico interesse, un conto è darla comunicando dati eccedenti quello che è strettamente necessario. Un conto è appunto dire io me la sono presa con i responsabili e ho adottato provvedimenti disciplinari, un conto è fare nome, cognome e quant'altro. E tra l'altro, appunto, la cosa interessante è che l'amministrazione, nei cui confronti è stato appunto avviato il procedimento dopo il reclamo di uno degli interessati, aveva provato a difendersi anche dicendo sì, ma come dire, i nomi sono noti, cioè quelle persone comunque avevano rilasciato dichiarazioni, avevano rilasciato interviste alla stampa, quindi è chiaro che se io dico i responsabili sono stati sanzionati, la gente comunque può sapere chi erano all'epoca. Però appunto, in realtà questa non è una scusa valida, perché appunto non è che siccome i dati sono già pubblici o sono già conoscibili da altri canali, io posso rilanciarli, posso incrociarli, posso fare un uso che ne amplifica la portata. E tant'è che il garante appunto ha espressamente risposto a questa difesa dicendo in realtà i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo appunto ove consentito dalla norma di legge o di regolamento. In realtà qui applica chiaramente la norma precedente, oggi avrebbe detto qualcosa di diverso, no? Avrebbe detto che la diffusione può avvenire soltanto su una base giuridica o se appunto voglio adempiere un compito svolto nell'interesse pubblico o per esercizio pubblici poteri, dovrei dimostrare che l'azienda sanitaria, come dire, fa questo comunicato per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse, insomma, diciamo, poteva starci, però previa comunicazione al garante. Ecco, appunto, la base giuridica era quella e quindi non vale il fatto che i medesimi dati siano stati già diffusi altrove anche dallo stesso interessato e per altre finalità. E comunque diceva anche che le dichiarazioni erano antecedenti all'adozione dei provvedimenti disciplinari e quindi i dati personali diffusi erano diversi. Chiaramente, ripeto, questo è un provvedimento adottato sulla base della normativa vigente nel momento in cui è stata fatta la pubblicazione del comunicato stampa. Oggi magari utilizzando questa nuova norma qualche margine in più c'è, però chiaramente c'è sempre un principio di proporzionalità, di minimizzazione, quindi bisogna chiedersi se effettivamente queste più larghe maglie che sono state riconosciute, diciamo, per la diffusione di dati personali da parte di amministrazioni pubbliche potrebbero coprire questo caso. Potrei forse dubitarne. Quindi vedete anche in questo caso non si trattava nemmeno di un'attività amministrativa in senso stretto, ma un'attività appunto legata alla gestione del rapporto di lavoro, quindi, e neanche la pubblicazione del provvedimento, ma la pubblicazione del comunicato stampa, quindi dare notizia, no? Prima abbiamo visto un po', dopo averlo pubblicato, comunque do notizia anche con altri strumenti, quindi cercando di amplificare il risalto, quindi non pubblicando l'atto
amministrativo, ma pubblicandone quindi il contenuto, indicando quello che ho fatto, ecco, anche quella non è un'attività così libera da parte delle pubbliche amministrazioni, che devono sempre stare attente a quello che dicono e come scrivono. Quindi un po', certo la trasparenza, certo la comunicazione di quello che viene fatto, però con attenzione. Appunto, qui probabilmente c'è forse un po' lo zampino anche della politica, quindi chi ha voluto fare quel comunicato stampa magari era il dirigente o qualcuno che aveva magari interesse anche ad avere una visibilità come un po' personale, forse no? Pensiamo alle amministrazioni pubbliche, un po'. Vediamo anche questo aspetto. Quindi bisogna riuscire a considerare, bisogna tenere un po' freno chi magari come amministratore vorrebbe dare troppo risalto a certe vicende o vorrebbe comunicare nomi e cognomi, immagino. Adesso, questo è stato un caso eclatante. Ho memoria che ci siano state anche delle polemiche sul fatto che certi comuni, per esempio, comuni facevano dei provvedimenti, ad esempio di revoca di benefici magari non dovuti e pubblicavano magari nomi, cognome o comunicati con nome e cognome o con dati che consentivano di identificare i soggetti destinatari dei provvedimenti. Ecco, anche lì chiaramente siamo un po' borderline, cioè ci troviamo di fronte a comunicazioni di dati che non sono necessarissimi per far conoscere l'attività dell'amministrazione. Vuol dire abbiamo fatto una verifica, abbiamo revocato benefici non spettanti a X persone, vuol dire abbiamo revocato a Tizio Caio, proprio. È effettivamente necessario? Corrisponde a un pubblico interesse che ciò si sappia? Magari no. Ecco, quindi quando si comunica, quando si pubblicano dati e informazioni, è sempre necessario valutare la conformità a questi principi. Ma lo stesso avviene anche quando si dà riscontro a istanze di accesso agli atti e accesso civico. Noi sappiamo che sono due istituti diversi, ci sono gli atti regolati dall'articolo 22 seguenti della legge sul procedimento amministrativo, 41 del 90, e c'è appunto una facoltà di accesso, però l'istanza deve essere motivata e quindi, come dire, va dato conto delle ragioni per le quali si richiede l'accesso agli atti. C'è poi una specifica esclusione di quei documenti che riguardano la vita privata o che riguardano le riservatezze di persone fisiche, giuridiche, gruppi e associazioni, quindi con, per esempio, riferimento a interesse sanitario, finanziario o aspetti particolarmente incidenti sulla sfera personale delle persone fisiche, specialmente perché il dato personale è comunque nella nostra prospettiva quello che riguarda una persona fisica. Ecco, in questi casi c'è una maggiore estensione anche perché l'istanza di accesso può essere motivata, per esempio, dalla necessità di agire a tutela di un diritto che è proprio di colui che forma l'istanza di accesso. Quindi in quel caso chiaramente se la motivazione sussiste, se c'è una ragione effettiva, ecco che l'amministrazione dovrebbe dare riscontro e dovrebbe dare riscontro chiaramente estendendo il documento nella misura sostanzialmente integrale. Perché se devo impugnare il provvedimento, se devo produrre in giudizio un certo provvedimento, un certo documento, potrebbe servirmi la versione integrale, ma io che faccio la richiesta ho un interesse particolare qualificato che mi consente, come dire, di accedere ai documenti per quelle ragioni. C'è invece l'accesso civico, che è un altro istituto che invece presiede a ragioni di trasparenza dell'agire amministrativo. È stato uno strumento che è pensato appunto per consentire l'accessibilità totale
dei dati e dei documenti contenuti dalle pubbliche amministrazioni, sia allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, appunto, poi infatti ma promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, fornire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ecco, sull'accesso civico invece, siccome è molto più libero, no? La richiesta non va motivata, ed è una richiesta che può avere a che fare, può riguardare qualunque documento, qualunque appunto informazioni in possesso della pubblica amministrazione, ecco che invece ci si deve preoccupare quando si riceve una richiesta di accesso civico di verificare che la temperanza della richiesta non vada a incidere su esigenze di protezione dei dati personali. Per esempio, già la norma non dice, no, l'articolo 5bis dice l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali in conformità con le discipline legislative in materia. Ma il rifiuto non è necessariamente un rifiuto totale, cioè esistono delle linee guida del garante emanate nel 2014 che, come dire, cercano di trovare un giusto equilibrio. Il garante chiaramente non dice per tutela dei dati personali dobbiamo impedire in tutto l'accesso ai documenti richiesti. Cerca di trovare una situazione di equilibrio e quindi dice, in presenza di obblighi di pubblicazione o di comunicazione, ecco che non possono essere resi intellegibili dati personali non pertinenti o comunque dati che non sono indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza. Sia quando si parla di pubblicazione, immaginiamo la pubblicazione amministrazione trasparente, sia quando si parla di comunicazione dei documenti ai soggetti che li richiedono. E su questo appunto, cosa che questa che sembra facile a dirsi, no? Ma poi è sempre un problema perché chiaramente presuppone che quando si dà riscontro all'istanza si debba andare lì a esaminare in concreto quello che si viene, quello che si fornisce e valutare se parte di quei documenti contengono dati personali che devono essere protetti, quindi che devono essere oscurati sulla versione che viene data all'interessato. Anche qua non è sempre facile, non è sempre, come dire, immediato trovare il modo di ottemperare queste prescrizioni, perché se mi devo leggere un malloppo di documenti che mi ha chiesto un cittadino, no? Mi ha fatto una richiesta di accesso civico, come dire, per decine e decine di documenti, ecco che è chiaramente un onere per chi deve dar corso all'istanza, quella di valutare, leggere, controllare se quello che può pubblicare, se quello che deve consegnare può essere consegnato in toto, con appunto aggravio del carico di lavoro e col rischio, diciamo, che dall'altra parte chi è l'interessato e chi scopre che i suoi dati sono stati comunicati in questo modo senza controllo a un terzo, no? Potrebbe prendersela, potrebbe fare una segnalazione, un reclamo al garante, quindi portare l'amministrazione un po' nell'occhio del ciclone. Quindi appunto anche qui le richieste degli interessati, le richieste di accesso da parte di terzi sono sempre un po' delicate, appunto perché sono terzi che cercano, che vogliono ottenere documenti, informazioni che riguardano terzi. Quindi è vero che la legge consente di comunicare questi dati, ma appunto magari pone dei limiti che devono essere valutati attentamente. Su questo appunto volevo chiudere con un esempio che vedo mi viene spesso richiesto, ma di fornire un parere su questo tipo di richieste, no? Le richieste di consegna di copia delle liste elettorali. Il testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, il DPR 209 del 57, appunto ha una previsione che consente il rilascio in copia delle liste elettorali per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifico-storica, carattere socio-assistenziale per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. Allora, chiaramente, in materia di elettorato attivo e passivo è abbastanza semplice, magari valutare che
la richiesta provenga da un partito, che provenga dal rappresentante di una lista che magari vuole concorrere alle prossime elezioni, o un candidato che vuole farsi propaganda, molto spesso no, vengono formulate delle richieste su motivi più generici, no, di motivazioni di ricerca statistica, a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di interesse collettivo o diffuso. E su questo c'è stato un po' di interesse, no? Anche perché in realtà il tentativo che si faceva, specialmente una volta, era quello di avere queste liste, no? Per avere liste di indirizzi buoni a cui magari mandare delle comunicazioni commerciali. Quindi ho stoppato una prassi che era in uso in un certo comune, che prevedevano che a ogni tot tempo il titolare di una scuola guida del comune, no, facesse la richiesta e chiedeva il rilascio della propria lista elettorale. Così vedeva tutti i neo-diciottenni del comune e poteva dirgli: ma venite a fare il corso di guida nella mia autoscuola. No? Chiaramente questo non è un interesse che è meritevole e non è, come dire, consentito ottenere copie delle liste elettorali in base alla legge. Quindi come valutare le richieste che provengono da quello che chiedono copie delle liste elettorali? Che uno potrebbe dire: mi viene chiesta, ricevo una richiesta di rilascio di copie delle liste elettorali per motivi di ricerca statistica. Cosa ne so io del fatto che poi chi ottiene la copia delle liste faccia effettivamente quel tipo di attività, effettivamente, come dire, usi i dati per quel motivo. Ecco, effettivamente, come dire, il comune potrebbe, è un comune scrupoloso, effettivamente, provare a chiedere delle informazioni in più. Non si trovano molte pronunce su questo aspetto, però esiste per esempio una sentenza di qualche anno fa di un tribunale amministrativo regionale resa in un procedimento, diciamo, relativo alla materia di accesso agli atti, che appunto era relativo all'opposizione che è stata fatta al rilascio di copie delle liste elettorali. Perché si diceva che chi aveva chiesto il rilascio della copia delle liste elettorali non aveva motivato, non aveva fornito elementi adeguati per capire l'uso in concreto che si voleva fare di quelle liste. E il TAR aveva dato ragione all'amministrazione dicendo appunto che è onere comunque del richiedente, quando fa un'istanza di questo tipo, indicare chiaramente e specificamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali. Dicendo, aspettando poi al soggetto che deve applicare la norma, cioè il comune, di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge, quindi dando comunque un certo onere di dimostrazione, quantomeno, dell'uso che si intende fare, di allegazione dell'uso che si intende fare, che non deve essere proprio limitato all'indicazione del motivo generale, no? Per finalità a carattere socio-assistenziale, ma può essere invece una richiesta, insomma, che mi deve dire che cosa vuoi fare. Per esempio, potrebbe avere, non so, un suo interesse collettivo diffuso la richiesta da parte di un'associazione di donatori del sangue che volesse provare a coinvolgere più cittadini nella campagna di donazione. Allora appunto magari lo scrive, dice cosa vuole fare e ecco che il comune valuta e dice effettivamente questo potrebbe essere un interesse collettivo. Per esempio, a me è capitato un caso in cui mi è stato chiesto di fornire un parere su una richiesta fatta da un'associazione che si definiva Associazione per la promozione del terzo settore. Cioè era un'associazione che diceva abbiamo come scopo istituzionale quello di supportare le associazioni del terzo settore, le ONLUS, quindi dicevano vorremmo avere copie delle liste elettorali per darle ai nostri enti associati e poter così rendere possibili agli enti senza fine di lucro
che è appunto una società di associazione, di scrivere alle persone residenti nel vostro comune per informarle su iniziative di solidarietà sociale. Ecco, mi è stato chiesto, no, una richiesta del genere può essere effettivamente, come dire, sufficiente per consentire il rilascio di copia delle liste elettorali? Avete qualche osservazione in merito? Beh, come minimo dovrebbe presentarsi come associazione i fini che ha e appunto i fini dell'utilizzo di questi dati, quindi specificarli. Sì, loro dicevano, noi siamo un'associazione che raccoglie altre associazioni riconosciute nel terzo settore e appunto noi prendiamo gli indirizzi, li diamo ai nostri associati che così loro possono scrivere ai cittadini del comune, no, per informarli delle loro iniziative. Sì, mi sembra che non si può capire poi a chi vanno queste liste elettorali, perché se io le prendo e dichiaro esplicitamente che le do ad altri, non si sa poi in mano a quante persone, associazioni siano finite. Esatto, sì. Questo è un punto, poi appunto è molto generico, no? Perché come posso sapere che l'associazione è... No, se l'associazione è un'associazione che effettivamente, no, facciamo esempio dei donatori di sangue, può essere effettivamente che ci sia un interesse collettivo diffuso. Se è un'associazione magari di beneficenza, non so, chiede un supporto per i poveri della città, magari sì, ma se è un'associazione, sì, nel terzo settore può essere anche un'associazione che magari persegue altri scopi e che non sono necessariamente di interesse collettivo diffuso, ecco che magari non c'è un'indicazione esatta, no? E questo effettivamente è un po' il tema, cioè il fatto che appunto sia riconosciuta l'associazione come un'associazione senza scopo di lucro non è di per sé fondamentale, no? O fonda il rilascio della richiesta. Va valutata appunto la finalità concreta sottesa alla richiesta che ne costituisce il presupposto. E poi appunto, io qui nella mia ricerca per rendere il parere avevo trovato anche un parere fatto molti anni prima dalla prefettura di Modena che enfatizzava anche questo aspetto che lei ha rilevato, cioè che chi chiedeva le liste elettorali dichiarava espressamente di volerle poi girare ad altre organizzazioni. E quindi effettivamente posso effettivamente dire che questa cosa è legittima, ma pone un dubbio a che titolo lei consegna le liste ad altri soggetti, perché lei le riceve per usarle lei stessa, non per darle ad altri. E quindi con problemi qua di ripercussioni nell'ambito del trattamento dei dati personali. Con quindi una effettiva appunto necessità di valutare qua caso per caso, ponendo, come dire, sempre delle questioni abbastanza rilevanti. Detto questo, io diciamo avevo un po' concluso la rosa degli argomenti che devo portarvi visto che abbiamo anche esaurito il tempo, volevo giusto per competenza, ho visto che aveva pubblicato una domanda o una considerazione sulla chat all'inizio della giornata, no? Qui si diceva, nella delibera di approvazione del piano del traffico, il Comune ha pubblicato la lista delle osservazioni, tra cui quello che ho presentato io, con omissi anche per quelle proposte da associazioni impediti. Mi è sembrata una precauzione eccessiva, anche perché non ho modo di sapere chi altri ha fatto i miei stessi rilievi. Certo, diciamo, in questo caso cosa è stato oscurato? È stato oscurato il dato relativo a chi aveva espresso una certa posizione rispetto al piano, quindi aveva formato certe osservazioni, quindi aveva espresso un'opinione essenzialmente. Certo, dire chiaramente è dato personale il fatto che Tizio abbia espresso un'opinione, no? L'opinione è un'informazione, no? È riferita a una persona fisica determinata, determinabile, quindi essa stessa è un dato personale. Certo, uno potrebbe dire effettivamente non ha molto senso che
si taccia, no, di chi ha formulato una certa osservazione, specialmente se è un'associazione che non è una persona fisica, potrebbe dire che interesse, certo, è come dire, una pubblicazione che eccede le finalità o che in qualche modo può portare una diffusione di dati eccessivi rispetto alle finalità. Se volessimo ragionare in modo molto rigoroso, potremmo dire effettivamente quello che il comune deve fare è rispondere alle osservazioni indipendentemente da chi provengono, e quindi il fatto che esista una posizione espressa da Tizio rispetto a Caio cambia poco i fini del provvedimento, no? Cioè, io devo rispondere all'osservazione che a questo oggetto, il fatto che venga da Tizio o da Caio, può non avere molta rilevanza. È anche vero, certo, che potrebbe, andrebbe un po' valutato nel caso concreto, essere stesso di interesse sapere chi ha formulato una certa osservazione, anche ai fini della finalità delle osservazioni, no? Cioè potrei dire se effettivamente è stata censurata l'osservazione dell'associazione del quartiere, degli abitanti del quartiere, faccio un esempio, o l'osservazione di Tizio che era il portavoce di quelle persone, o l'osservazione di 20 persone che facevano parte, no, che abitano nel quartiere, che magari fanno un'osservazione su un problema specifico del traffico, effettivamente, anche in ottica poi di valutazione di sindacato da parte della cittadinanza, dell'operato del comune, poteva avere un suo interesse. È uno di quei casi un po', come dire, che stanno un po' a confine. Su questo uno potrebbe dire, certo, e torniamo al punto che avevo un po' affrontato prima, un conto è che io lo abbia fatto, io abbia messo l'omissis nella versione che ho pubblicato, però magari nella mia versione integrale, quella che è agli atti, sono contenuti i dati delle persone che hanno fatto quelle osservazioni. Quindi se io ho effettivamente un certo interesse, potrei fare una richiesta di accesso civico, e non credo che ci siano esigenze specifiche di protezione dei dati personali che mi portino a dire devo oscurare il nome della persona che ha fatto quell'osservazione. Quindi potrei recuperare quel dato, in effetti ma potrei recuperare quel dato attraverso questo strumento. Quindi è sempre un po', come dire, un tema, no? Cioè quello che viene pubblicato è quello che poi io potrei conoscere utilizzando gli strumenti di accesso agli atti. Quindi la pubblicazione mi fa sapere che esistono delle osservazioni, che qualcuno ha fatto un'osservazione che mi potrebbe interessare, che magari riguarda il mio quartiere, vorrei capire chi l'ha fatto, magari per capire che il comune ha ignorato la richiesta di 50 residenti del mio comune, del mio quartiere, quindi la prossima volta che si va a votare magari voto qualcuno che è più sensibile ai miei problemi. Sì, è interessante, cioè è interessante proprio il fatto che la cosa, come dire, interpretabile, anche è quello che mi piaceva, a me è capitato così di studiare un po' la nuova legge quando lavoravo per un concessionario, e quindi dovevamo fare degli adeguamenti così informatici, però è interessante che il regolamento europeo in realtà non prescrive una lista di adempimenti con cui uno è a posto, c'è questo principio di accountability, e per cui sì, anche nel caso specifico è vero che uno ha omesso, no? Il proponente, però ha lasciato il protocollo, che è un elemento univoco, no? E anche mi veniva in mente, appunto, se fosse stato rilevante anche il proponente, ovviamente i consiglieri comunali potevano, come dire, renderlo noto all'interno del dibattito consiliare, perché ovviamente sì, il documento completo era agli atti, a disposizione dei consiglieri, in parte girato anche sulla stampa, le associazioni appunto hanno ovviamente pubblicizzato le osservazioni che avevano presentato, e quindi la cosa era riconoscibile, per cui come nell'esempio prima del comunicato stampa effettivamente
sì, è interessante perché l'amministrazione si limita a comunicare quello che serve per le sue finalità e magari gli altri elementi sono comunque desumibili da notizie di stampa, dall'interrogazione diretta dei consiglieri, di chi è intervenuto nel dibattito, nel processo, per cui sì, non è, la cosa interessante è che non è sempre così chiaro e così semplice definire cosa si deve e cosa non si deve fare, cioè ci vuole una riflessione, come dire, un atteggiamento culturale, anche un po' da tutte e due le parti, insomma, sia da parte della PA sia da parte degli altri attori che possono essere appunto i politici, i cittadini interessati che fanno le richieste di accesso, i titolari del dato, evidentemente, perché al contrario, se qualcuno avesse trovato il suo nome e cognome pubblicato come proponente di un'osservazione e avesse trovato da ridire, cioè io ritengo che, come dire, l'amministrazione avrebbe potuto rispondere, beh, ma formulando l'osservazione tu hai chiesto di intervenire in un procedimento che era quello di un atto di pianificazione che per sua natura è soggetto a pubblicità, quindi sapevi che il Consiglio Comunale, no, avrebbe potuto fare una dichiarazione di voto in merito alla tua osservazione ed eventualmente anche sindacare le motivazioni per cui l'avevi presentata, perché se io chiedo, no, di chiudere al traffico solo la strada di casa mia, è evidente che non sto formulando un'osservazione. Sì, infatti, no, è molto... No, infatti, anche la contability può essere anche per quello, sì. Va bene, allora, detto questo, appunto nella chat ho inserito il link per la compilazione del questionario di gradimento che appunto è richiesto dalla regione per ogni evento, quindi se avete modo di compilarlo per esprimere un'opinione insomma su come è stato impostato l'evento. Tutto questo appunto io vi inserisco qua i miei contatti se avete modo avete voglia anche di approfondire certi temi. Se avete qualche altra domanda magari ne possiamo parlare. Una cosa al volo che mi è capitato di fare per l'ente per cui lavoro adesso, che è il CNR, no? C'era un ricercatore che si è fatto mandare delle segnalazioni su dove c'erano proprio delle colonie di pinna nobilis in laguna e nel modulo abbiamo messo appunto facoltativamente l'opportunità di essere ricontattati, no? E in quel caso, appunto, io gli ho detto, ma guarda, scriviamo 2 righe che i dati personali, cioè nome, cognome ed email, li terrai tu come persona, perché all'interno dell'ente il ricercatore ha una certa, come dire, autonomia, no? di movimento. Quindi c'è questo elenco di mail, li tieni tu solo per l'eventuale necessità di ricontattare la persona, no? Perché ho pensato che nel caso avessimo dovuto scrivere una informativa appunto ben fatta e avessimo dovuto incaricare l'ente come titolare del trattamento, le cose si complicavano parecchio perché l'ente è tutto il CNR nazionale, quindi ha un DPO a Roma, ha una serie di procedimenti anche proprio nel mantenere i dati. Mi chiedevo se comunque questo approccio è sensato in alcune occasioni, ad esempio cioè, la maestra che deve raccogliere i numeri di telefono di chi viene alla gita, insomma, no? Non è che necessariamente deve essere una cosa della scuola che poi appunto rende l'informativa, eccetera. Può essere anche un'attività considerata all'interno, sì, come analoga alle attività tra privati, insomma, a patto che ovviamente non ci sia la comunicazione dei dati, ci sia un minimo di buonsenso e di rispetto della normativa anche da parte dei privati. Sì, può avere un senso, allora diciamo, lì chiaramente l'informativa la deve dare il titolare, quindi colui che ha il controllo sui mezzi e sulle finalità del trattamento. Quindi se uno dice io quei dati per ricordato li ho, come dire,
raccolti io come ricercatore nell'ambito della mia attività di ricerca, e sono io che li controllo, non li do al CNR, non li metto a disposizione del CNR, mi servono per questo tipo di attività, si può anche riflettere e ragionare in questi termini, appunto considerando chi sia effettivamente colui che ha impostato quel trattamento, colui che svolge il trattamento, dei dati del numero di telefono, decide le finalità, i mezzi, può anche starci, sì, diciamo, a grandi linee si potrebbe essere un modo di gestire, appunto, considerando che l'obbligo di informativa si ricollega a chi imposta il trattamento e chi è il titolare di questo trattamento. Grazie. Bene, allora io vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito il webinar queste ore, anche comunque è stato piacevole, insomma c'è stata una bella interazione, quindi spero che sia stato anche per voi un'occasione di confronto e anche di riflessione su questi temi che sono sempre più importanti nell'ambito delle amministrazioni.